Buonasera a tutti, grazie per essere qui ovviamente, grazie ai presenti e anche grazie a chi ci sta seguendo in diretta streaming dal nostro canale del Movimento Liberi Oltre le Illusioni, di cui avremo modo di parlare durante questo evento. Vedo tante persone, tanti giovani e questo ci fa molto piacere. Tagliamo subito i convenevoli perché abbiamo tante cose da dirci e quindi passo subito alla presentazione, anche se il prof l'ha già anticipata, però iniziamo con la nostra prima relatrice ospite della serata. Ovviamente io ringrazio tutti per aver accettato il mio invito. Tra l'altro ringrazio anche il movimento per avermi dato fiducia nell'organizzazione di questo evento. Lei è coordinatrice scientifica del rapporto Krenos, che per chi non lo sapesse è una sorta di joint venture fra l'Università di Sassari di Cagliari, che produce ogni anno un rapporto sull'economia della Sardegna, che al pari di quello della Banca d'Italia è il più importante appunto rapporto sull'economia sarda. È docente di economia e politica regionale, politica del turismo e politica economica all'Università di Sassari. Benvenuta Bianca Biagi. Grazie per l'applauso. Alla sua destra abbiamo un politologo, studioso di etnoregionalismo, giusto? È tra i massimi esperti in Sardegna dei movimenti indipendentisti, non solo sardi ma anche internazionali. È ospite e relatore spesso anche all'estero, Corsica, Francia, Canada. Ti è capitato anche a te di girare il mondo. È docente di Scienze dell'Amministrazione. Carlo Palla, benvenuto. E infine, come si suol dire, ultimo ma non per importanza, un grazie particolare perché è un gran regalo quello che ci sta facendo di essere qua. Io ho provato a leggere il suo curriculum, ho iniziato un mese e mezzo fa, ma ancora non ho finito. Quindi lo abbreverò. Lui è docente di economia attualmente alla Washington University in St. Louis, collabora anche con l'Università Ca' Foscari di Venezia. In passato ha insegnato in alcune delle più prestigiose università al mondo, fra cui Chicago, UCLA, ha scritto numerosissimi articoli nelle più importanti riviste scientifiche internazionali. Ho anche saputo che è un conoscitore della Sardegna, una cosa che mi ha sorpreso. Conosce non solo la geografia della Sardegna, ma conosce anche la letteratura. È un grande appassionato del pensiero gramsciano a cui la Sardegna è molto legato. Grazie mille per essere qui, professor Michele Boldrini. L'altro giorno facevo una battuta con un mio amico che lui un paio di settimane fa dibatteva su Twitter con Blanchard, che è uno degli autori, è l'autore di uno dei libri più importanti di macroeconomia. Penso che non esista studente al mondo di macroeconomia che non abbia letto Blanchard. Lui dibatteva con Michele Boldrini. Michele, da Blanchard a Gianni Carboni, è un attimo. Ok, finito qua. Perché ho voluto fare questo dibattito? Perché attraverso, diciamo, il mio coinvolgimento emotivo, ma anche da attivista nel movimento Liberi Oltre le Illusioni, diciamo, ho preso atto, ma è una cosa che avevo già da tanti anni, che in Sardegna, ma non solo in Sardegna, in tutta Italia, i dibattiti spesso vertono su delle tematiche che non sono prioritarie rispetto ad altri. E infatti la prima domanda che nel dibattito ci poniamo appunto qual è la priorità per la Sardegna, che ripeto è anche la priorità per l'Italia. La maggior parte dei problemi di cui parleremo, poi anche parleremo anche delle eventuali soluzioni ovviamente, non sono prettamente sardi, sono problemi nazionali che però poi in alcune parti del territorio si accentuano di più, in Sardegna in alcuni casi particolarmente di più. E quindi vi invito anche, poi lasceremo anche la parola a voi e potete fare tutte le domande che volete, però vi invito anche a riflettere 10 secondi su, secondo voi qual è la priorità per la Sardegna, perché io sento parlare in dibattiti nelle campagne elettorali, da poco ne abbiamo avuto una, priorità il lavoro, priorità i trasporti, priorità qualche finanziamento pubblico a qualcuno, mentre secondo me, per come ho preparato la presentazione, adesso vediamo se gli ospiti sono d'accordo, la priorità è un'altra, ed è questa.
Io farò una brevissima introduzione con i dati, solo all'inizio mi dilungherò un po' di più, ma perché appunto essendo l'argomento più importante ci metterò giusto 5 minuti, poi per gli altri macro blocchi di argomenti sarò molto più veloce. Istruzione. Istruzione, siamo messi molto male. Il primo dato è il tasso di abbandono scolastico, che secondo me è la cosa più grave, perché se ci pensiamo insieme, anzi, dai 18 ai 24 anni, cioè pensare che oggi un ventenne smetta di studiare con l'intelligenza artificiale che sta arrivando, è già arrivata, a 20 anni prende uno e smette di studiare, io penso che veramente sia una cosa a livello sociale tra le più drammatiche. E in Sardegna non solo siamo, faccio una cosa veramente veloce, non solo siamo al doppio, più del doppio della media europea, il 10% contro il 23%, ma addirittura la Sardegna è viola. La cosa più grave è che stiamo aumentando, cioè dopo una leggera decrescita qui, negli ultimi 2 anni abbiamo iniziato cioè ci sono sempre più ragazzi dai 18 ai 24 anni che smettono di studiare. Ok. Percentuale di popolazione laureata con un'istruzione da terziario, cioè terziaria, quindi dalla laurea in su, la triennale specialistica, dottorato eccetera. Anche qua siamo messi parecchio male, siamo al 16% in Sardegna contro il 32%. Quindi siamo sempre sull'ordine del doppio, o della metà, a seconda che sia un dato positivo o negativo. Questa è la fascia di età 25-64, non migliora col 30-34, anzi migliora leggermente in valore assoluto, ma questo è abbastanza sintomatico della fascia di età presa in considerazione. Rimane comunque la proporzione, 40 contro i 20, quindi siamo sempre a metà. E purtroppo addirittura nell'ultimo anno siamo anche leggermente diminuiti, quindi non siamo messi benissimo. Andiamo avanti velocemente, perché poi devo lasciare la parola agli ospiti. I NEET sono appunto, come saprete, le persone che non studiano, non lavorano, non cercano, non sono attivi in nessuna attività appunto di formazione, e quindi meno sono e meglio è. Qua ad onore del vero stiamo comunque diminuendo, stiamo per agganciare l'Italia, diciamo la media italiana, però guardate siamo comunque sull'ordine del doppio rispetto all'Europa, 10 contro 21,4, quindi per quanto bisogna riconoscere che sicuramente qualche sforzo è stato fatto perché il trend è negativo, però guardate l'Europa è negativa anche lei, ma è al doppio, alla metà in questo caso di noi. Poi una cosa generale che ovviamente non riguarda solo la Sardegna, riguarda anche l'Italia in generale. Spendiamo poco in istruzione, questo si sa, però a volte le cose si sanno, ma vederle graficamente fa un po' più paura. Media OCSE, qua abbiamo aumentato lo spazio di confronto, siamo passati dall'Europa all'OCSE, quindi molti più paesi. Media OCSE è 4,5%, noi siamo al 3,6%. Qua stiamo parlando di percentuali di PIL, stiamo parlando di barcate di miliardi di euro. Andiamo avanti, è l'unico punto in cui mi dilungherò, poi tranquilli. Cosa studiamo? Appunto in un trend tecnologico che va verso l'intelligenza artificiale, la robotizzazione, automatizzazione di qualsiasi cosa, vita personale e azienda. Qua vediamo poi Michele cosa ci dirà, però continuiamo a studiare scienze umanistiche molto più di ingegneria. C'è una classificazione derivata dall'Istat che inserisce la farmacia nelle scienze matematiche, fisiche e naturali, dove c'è matematica, fisica eccetera, informatica. Continuiamo a studiare scienze umanistiche, non aggiungo altro. Studiare conviene? Sì, assolutamente. Per quanto ci sia quella famosa battuta di quel film di Checco Zalone che dice, no? Non so se vi ricordate, dice ma tu sei qua a studiare, ma tanto fregatene, in Italia non serve a un bip. Forse è così, però in realtà questi dati dicono il contrario, perché sono questo grafico è un po' complesso, ma velocemente: triangolo laureati, rombo diplomati, trattino terza media in giù. Percentuale di popolazione di quel segmento che ha un reddito maggiore della mediana di quel paese, quindi tutti quelli che hanno una laurea più o meno, cioè se noi estrapoliamo 10 persone che hanno la laurea, più o meno il 70% di loro guadagna più della mediana di quel paese. Poi qua le forbici aumentano o diminuiscono, magari chiedono loro il perché, però fondamentalmente non c'è un paese in cui il triangolo non sia sopra. E infine,
Questo a livello macro è importantissimo, perché anche qua ci riempiamo la bocca di parole come disuguaglianza ed equità, e qua vediamo che in tutti i paesi in cui c'è un maggiore tasso di persone che non studiano, verrebbe da dire di ignoranza, però sembra brutto, quindi aumenta la quantità di persone che non studiano, aumenta un indice di disuguaglianza. Vi invito a guardare questi paesi qui, che sono sempre loro: Germania, Svezia, Finlandia, Svizzera, sono tutti qua, cioè quindi bassa ignoranza e bassa disuguaglianza. Scusate per la lungaggine di questa introduzione, partiamo con le domande. Inizierei da Carlo. Carlo è un politologo, quindi non è un economista puro, però è un grande conoscitore della politica sarda, del sistema politico sardo, che tu conosci, penso, meglio di chiunque altro in Sardegna. Vieni invitato anche dai partiti come moderatore, insomma, sei dentro il sentimento politico regionale e io ho pensato a te per questo motivo. Ti chiedo innanzitutto quale livello amministrativo può intervenire su questi dati, a mio avviso drammatici, vediamo se anche per voi così, e poi ti chiedo, a un net sardo, cioè uno che non sta studiando, non sta lavorando, non sta cercando, cioè cosa possiamo, cioè nel senso, perché lui è diventato net? Cioè è stata una sua scelta consapevole oppure è stato vittima di un sistema politico piatto, di un sistema economico piatto? Dimmi cosa ne pensi. Allora, si sente? Sì, si sente. Forse si sente. Ok, perfetto. No, No? usa questo, Magari. c'è nessun problema. sono le batterie. Questo si dovrebbe sentire di più. Ok. Allora, a parte la considerazione di carattere emozionale che potremmo fare davanti a questi dati, perché sono dei dati che letti così singolarmente, intesi, sono disastrosi. Non si può ragionare in maniera così a cuor leggero davanti a dati che in un certo qual modo segnano quasi il futuro prossimo della nostra terra, perché è evidente, e non mi dilungo di certo, non c'è bisogno che spieghi a voi che cosa significa avere un insieme di cittadini che hanno raggiunto un certo grado di istruzione. Però una considerazione di tipo politico la voglio fare, ed è questa. Uno dei limiti principali della gestione concreta della nostra autonomia speciale, tanto importante quanto misconosciuta, passa attraverso una mancata programmazione di carattere culturale a tutto tondo, ma nello specifico di istruzione e di istruzione superiore, quantomeno negli ultimi 40 anni. L'unica parentesi felice, se così la possiamo definire, o almeno una parentesi che ha provato effettivamente ad invertire la rotta, è stata probabilmente quella che ha coinciso con il governo Soru, in cui sono state fatte delle politiche attive a livello regionale volte ad imprimere una inversione di tendenza rispetto a questi dati drammatici. Non si sono estinte del tutto queste politiche, perché se proprio dovessimo ragionare in termini specifici, mi piace comunque ricordare il fatto che la Sardegna ultimamente, non tanto da poter colmare il gap che la separa da altre regioni, ma comunque per far capire una certa inversione di tendenza, poi adesso vedremo la nuova giunta regionale se avrà l'intenzione di proseguire per quella strada, con il progetto Iscola, con tutti i suoi limiti, con tutte le sue contraddizioni, però evidentemente quel progetto mirava non solo ad un ripristino dell'ambiente scolastico nel senso fisico del termine, ma proprio nel ristabilire una connessione tra famiglie, scuola e studenti stessi, che da un certo punto di vista non è stato mai fatto in passato. Quindi il fatto di investire denaro nella scuola è sempre positivo. Bisogna vedere poi da che tipo di risorse noi vogliamo trarne i vantaggi, perché è vero che la Sardegna ha un valore altissimo di dispersione, ha un valore altissimo di net, come giustamente mostravi tu, ma non sono dei valori che si discostano poi così tanto dal resto di altre regioni italiane. Naturalmente noi abbiamo le nostre peculiarità
E io ritengo che la Sardegna non abbia assolutamente agito appieno la propria autonomia, perché non è riuscita dal 1948, quando la regione Sardegna è nata come tale, non è mai riuscita a incidere con una legge organica sulla istruzione inferiore e superiore, come altre regioni hanno fatto. Noi abbiamo i poteri speciali per tutta una serie di ragioni e non sono solo attribuibili come colpe alle classi politiche regionali, perché sono stati fatti dei tentativi in passato che sono stati in un certo qual modo bloccati dallo Stato centrale. Sta di fatto che io credo che dare le risposte ai NET direttamente, sarei molto presuntuoso se dicessi io veramente quale potrebbe essere una risposta, ma penso che se la regione investisse molte delle sue energie, prima di tutto a dotarsi delle politiche pubbliche, delle policies proprio per dirla in termini specifici, atte a salvaguardare questo bene primario che abbiamo, perché senza di quello effettivamente non possiamo programmare nessun tipo di futuro, noi in un arco di tempo a medio termine, secondo me, potremmo veramente invertire la tendenza. A meno che uno non pensi che noi non abbiamo le intelligenze adatte, quindi che ci troviamo in quelle condizioni perché evidentemente rendiamo meno di altri. Spero che nessuno appunto in termini genetici veda una cosa del genere. Io penso che una regione come la Sardegna, con le sue particolarità anche orografiche, a dire la verità, perché molto spesso si sragiona sul fatto che la dispersione scolastica agisca così tanto in Sardegna. La ragione principale in molti casi è anche la percorrenza che molti studenti si trovano ad avere dalla loro abitazione alla scuola. Sembra una stupidaggine, ma non è. Okay. Grazie Carlo. Passo la parola a Bianca. Bianca, vabbè, rinnovo un po' la domanda che ho fatto anche mentre presentavo i dati, cioè tu comunque conosci molto, io sono del tuo ovviamente, tu conosci molto bene il mondo accademico sardo anche per il tuo ruolo del Krenos. E quindi la domanda è questa, cioè in un mondo che appunto, come ho detto prima, va verso la robotizzazione di qualsiasi cosa quasi, anche i sistemi produttivi sono sempre più automatizzati, robotizzati, smartizzati, passo in questo termine, cioè ci stiamo preparando a questa sfida, secondo te? Allora, innanzitutto faccio una piccola premessa perché è molto importante, cioè quando noi studiamo dati della Sardegna, li confrontiamo non solo con le regioni dell'Unione Europea, le stesse regioni della UE28, con la media italiana, ma anche con le macro aree italiane, per vedere come performa la Sardegna rispetto alle altre macro aree. Ecco, facendo questo si notano con diversi indicatori che per certi elementi, per certi aspetti la Sardegna ha stessi andamenti e stesse problematiche del Mezzogiorno d'Italia, e dell'Italia in generale, ma del Mezzogiorno d'Italia quindi ancora più accentuate, per altri invece delle dinamiche un po' diverse, quindi è come se avesse delle caratteristiche peculiari. Che cosa ha in comune con il Mezzogiorno d'Italia? Tante cose, tra cui un elemento che è la periferalità, cioè la Sardegna è una regione periferica, ma in più rispetto alle regioni core dell'Italia ma anche dell'Europa, quindi è molto lontana da queste regioni. Non solo, ha delle caratteristiche che sono peculiari, come la distanza dalla terraferma, quindi che è completamente diverso dal resto diciamo delle regioni italiane. Non solo, c'è un altro aspetto, siamo pochi, siamo pochissimi, siamo pochi, si vive bene in Sardegna, quindi non solo siamo pochi, abbiamo un'età media alta, una bassa fertilità, problema, badate bene, dell'Italia, però in una situazione in cui siamo molto pochi, siamo 1.600.000 persone, questa 600.000 persone, questo dato sta anche diminuendo, la maggior parte sono pure vecchi, quindi capite bene che la densità per abitante della Sardegna è di 69 abitanti. Per fare un paragone, la Sardegna è una delle regioni più grandi in estensione, 24.000 km², la Sicilia come grandezza è un po' più grande della Sardegna, ma molto simile. Beh, la densità è 196 abitanti per chilometro quadrato contro 69 della Sardegna, quindi
siamo pochi, quindi questo è un primo aspetto che sicuramente va considerato. Si parla di industria 4.0. Ora, in Sardegna la vedo difficile creare quelle agglomerazioni, cioè quelle economie di agglomerazioni tipiche dei distretti industriali italiani, e quindi questo è un dato di fatto che non possiamo non considerare. Vediamo quali sono però, non so quanto tempo ho, le politiche su cui ha puntato la regione nell'ultimo, recentemente, quindi le politiche regionali, cioè le Smart Specialization Policies, perché diciamo che i fondi maggiori delle regioni dal punto di vista di fondi europei sono appunto i fondi regionali, e in generale l'Unione Europea fa un grande cappello. Questo grande cappello di finanziamenti è stato chiamato Smart Specialization Policy e si basa su una politica smart, cioè innovation, tecnologia, ICT, quindi intelligente. La crescita deve essere intelligente, deve essere inclusiva e deve essere sostenibile. Queste sono le tre parole fondamentali. L'Unione Europea ha completamente cambiato la strategia, visto che la strategia precedente dell'assegnazione dei fondi non ha funzionato, quindi un top down, scelte top down, vabbè, sceglietevi voi la linea da seguire, le linee strategiche sulla base del vostro territorio, e noi chiaramente nell'ambito di questo macro cappello che è Smart Specialization Policy, Inclusive e anche Sustainable, e quindi sulla base di questo cappello sceglietevi voi. Sono andata a vedermi cosa ha scelto la Regione Autonoma della Sardegna, le linee strategiche. Una è l'ICT, quindi sviluppare l'ICT in Sardegna. Di per sé questo è una cosa che io vedo positiva, perché innanzitutto abbiamo un cluster di ICT, già non so se avete sentito parlare di Video Online, nato con Video Online di Grauso nella zona del Cagliaritano e poi proseguito con Soru, che è già forte, uno dei più forti in Italia. Ovviamente qui l'ICT non sta funzionando molto bene, però vabbè, al di là di questo. Quindi ICT. E perché è importante l'ICT? Perché prescinde dalla geografia. Per l'ICT, lo sviluppo dell'ICT e quindi tutte le start-up, il mondo delle start-up, che è molto dinamico in Sardegna, prescinde dalla geografia, e questo è molto importante. Non so, ci sono degli esempi. Noi abbiamo calcolato quante start-up ci sono in Sardegna ogni 100.000 abitanti. Ebbene, noi ne abbiamo 10 start-up ogni 100.000 abitanti, in media italiana, in Italia ce ne sono 16. Ora, se però vai a vedere nei territori, quindi nella zona di Cagliari, c'è un dato di start-up maggiore della media nazionale, cioè 19 ogni 100.000 abitanti, Sassari 14. Ma ci sono degli esempi che sono emblematici. A Sassari, vi faccio, i sassaresi lo conosceranno, a Binsula, a Cagliari Accenture. A Binsula che cosa fa? È una start-up, quindi come start-up sapete cosa sono le start-up? Sono imprese altamente tecnologiche che utilizzano un alto capitale umano, no? Lavorano individui con un alto capitale umano. Ora a Binsula ha 100 professionisti che lavorano per la società e offrono servizi in tutto il mondo. Che tipo di servizi? Tra l'altro qualcuno è che è presente qui. Software per lo sviluppo nel campo agricolo fondamentalmente e nel campo del settore automobilistico. La startup, diciamo molto conosciuta, Accenture di Cagliari, ha 500 persone che lavorano per la startup e offre dei servizi di consulenza aziendale, quindi ha senso questo sviluppo, questa tipologia di linea. Altre linee su cui la Sardegna ha deciso di investire sono l'innovazione tecnologica nel turismo, quindi l'innovazione tecnologica generale nel turismo, nell'agricoltura, in particolare agri-food, nel settore agroalimentare, il settore aerospaziale, e la cultura, appunto il turismo e l'ambiente, anche la creazione di reti energetiche smart. Sappiamo essere un problema anche questo in Sardegna. Quindi tutta una serie di linee che appunto su cui ha deciso di svilupparsi. Non so se... Dobbiamo tagliare un po', però grazie. Quindi lo concludo solo con questo elemento. È importante
basarsi sulle risorse e sulle caratteristiche del territorio. Non possiamo pensare di svilupparci su cose che il territorio non offre e che non può offrire anche per la geografia. Quindi questo è il mio punto. Grazie Bianca. Chiudiamo questo giro con Michele. Michele, puoi ovviamente accodarti alle loro risposte e commentarle ovviamente se vuoi. La domanda che ovviamente per te è più o meno la stessa domanda degli altri due ospiti, ovvero, cioè, veramente, da uomo del popolo, diciamo, da cosa può dipendere una situazione del genere? Cioè, sono fattori storici, culturali, politici? Allora, proviamo a fare, posso fare il vecchietto del gruppo, proviamo a rendere questo dibattito utile. Stiamo sul punto, ci hai mostrato dei dati di educazione e di partecipazione alla forza lavoro, eccetera, dei giovani sardi, con un confronto molto ben fatto con la media italiana, le isole, il centro-nord, centro-sud, cioè il nord-ovest, eccetera, eccetera, e l'Europa. Allora, io mi focalizzerei su quello. Punto numero 1. Non mi pare che la Sardegna sia fuori media italiana di tanto, un po', ma non di tanto. Se la confronto con la classe statistica nella quale viene da sempre messa, cioè sulle isole, se volete possiamo passare 14 giorni a dibattere su perché, però credo che non sarebbe molto produttivo per nessuno di voi. Quindi prendiamola per quello che è, siccome tutti gli indicatori socio-economici di quel gruppo chiamato Sude Isole da un secolo sono più o meno simili, forse non è del tutto irragionevole la classificazione. Bene, allora, se tu la confronti, la grande differenza è con l'Europa, ma se uno facesse quella che si chiama analisi fattoriale e cercasse di capire quanta parte della differenza tra i risultati sardi e i risultati europei è dovuto all'essere in Italia, direi a naso, così. Faccio della nasometria, che quelli più giovani di voi non si ricordano da chi sia stata inventata, ma è stata inventata da un signore che era a un certo punto ministro del tesoro, credo che sia quello che ha iniziato la carriera di Mario Draghi, credo fosse suo consigliere e poi divenne anche brevemente primo ministro. Credo che ora non sia più fra di noi, anche se non era così anziano, una tal Goria, democristiano piemontese degli anni 70, che inventò con dispregio degli accademici, come sempre è andato di moda fra i politici italiani. Voi pensate che sia una moda nuova? No, una moda antica. È sempre stato così. Quando gli accademici danno fastidio, il politico dice conta più la pratica della grammatica. Peccato che in media non abbia né pratica né grammatica, ma quella è un'altra storia. Allora, dicevo, a nasometria la varianza è spiegata al 70% all'essere italiana. Quindi focalizziamoci. Anzitutto la Sardegna è una regione italiana e i problemi che ha su questa dimensione, partecipazione scolare, performance, risultati dei ragazzi sia i più piccoli, sia a 16 anni, sia più tardi a post laurea rispetto ai loro colleghi stranieri nei vari test e anche nei vari test di alfabetismo di ritorno, eccetera, sono del tutto simili a quei loro colleghi italiani. Lo stesso vale per i net, sì, un po' in cima, però se tu guardi di nuovo, per quello chiedevo se riesci a mostrarli, se non ho visto male quando mi hai mandato quei grafici ieri sera, li ho guardati un po' al volo stamattina in aereo, siamo lì Sude Isole, la Sardegna, no? E Sude Isole, la Sardegna fa meglio del resto delle isole, no? Siccome la media, mi sbaglio o leggo male? Non sto leggendo male, no? Vedo isole 29, Sardegna 21. Allora, siccome le isole sono due, perché le altre non contano, cioè suppongo che c'è anche l'Elba, non so se c'è l'Elba dentro, credo che l'Elba faccia parte della scala, Pantelleria e Lampedusa, me lo dovete perdonare, insomma sono piccoline, no? Per quanti migranti ci siano, non credo tirino sulla media, allora quel 29, faccio un po' per rilassare l'atmosfera, deve essere una media pesata, 6 sull'1.5, 75 su 4, 80 Sicilia, più o meno 0.20 a Sardegna, ok? E quindi insomma decisamente vuol dire che la Sicilia viaggia attorno al 32%, no? E voi viaggiate intorno al 21%. Quindi non vedo una grande specificità sarda di per sé, vedo una regione nel gruppo medio-basso o basso, se vuoi, dipende da come classifichi, degli indicatori socio-economici italiani, che si comporta come l'Italia, e su tutte queste questioni, di nuovo chiamiamole
complessivamente di istruzione, capitale umano e di giovani, sta male rispetto al resto d'Europa e in particolare, perché tu hai preso le medie europee, se tu avessi preso lì Germania, Irlanda, mi rovino, Belgio, Olanda, la differenza sarebbe ancora maggiore, perché sai, in quella media europea ci siamo anche noi. Ultimamente vanno giustamente di moda fra gli economisti dei piccoli grafici in cui si mostra il tasso di crescita negli ultimi 20 anni del PIL per capita americano, no? Che va su tranquillo, poi c'è il crollo attorno al 2008-2009 e poi riprende. E poi c'è quello dell'Europa euro, Europa 28 con l'Italia che fa decisamente meno, e poi c'è quello dell'Europa euro, Europa 28 senza Italia e boom, sembra uguale a quello americano. Quindi lì c'è un problema nostro, riconosciamolo, non stiamo a focalizzarci. Il primo invito che vorrei fare: non stiamo a focalizzarci su una specificità sarda che francamente non sembra contare. Non voglio essere polemico con gli altri, però sul tasso di partecipazione al liceo di abbandono, su quanto fai bene a 16 anni nei test PISA o Invalsi, l'insularità, scusate, che diavolo c'entra? No, non è che conta. Non mi pare che le difficoltà di andare a scuola dello studente, facevo oggi i conti proprio con Gianni in macchina, la percentuale di popolazione sarda che vive di fatto in aree urbane più o meno costiere, considerando Sassari anche come costiera, è nell'ordine del 70%. Quindi il grosso delle statistiche viene determinato da persone che vivono in condizioni, per quanto riguarda la frequenza scolastica, il tipo di programma, il tipo di professori, del tutto simile a quello dei ragazzi che lo fanno, se non a Roma Latina, a Frosinone o a Ancona o a Reggio Emilia. Ecco, magari quelli a Roma hanno qualche problema in più, i trasporti pubblici, come è noto, a Roma bruciano, e quindi forse qualche volta, se sei nella corriera sbagliata, arrivi a scuola in ritardo, è un po' scottato. Però vabbè, questo è così di nuovo battuta. Allora, se posso fare un'osservazione, però i dati non ci sono e non ci avevo pensato, chiedo venia, avrei dovuto pensarci. La differenza che c'è è che la Sardegna è una regione autonoma ed ha una serie di prerogative e autonomie proprie nella gestione sia delle scuole di base sia nell'allocazione di certi fondi. Ora noi sappiamo, però purtroppo è l'unica cosa che ricordo, non ricordo i dettagli esatti di Friuli. Allora guardate, la Val d'Aosta è uno scherzo, diciamolo pubblicamente, la Val d'Aosta è uno strano rimasuglio che ci siamo presi dai Savoia. Io, se fossi il resto degli italiani, regalerei la Val d'Aosta ai francesi e non gli chiederei nulla in cambio. Sì, lo so, perdiamo il Monte Bianco, ma chi se ne frega, ci potete andare a sciare lo stesso, cioè, non abbiamo più il monte più alto d'Europa in Italia, e sai cosa me ne importa a me. È un posto simpatico, carino, pieno di gente divertente, fondamentalmente, che non si sente, e che sussidiamo a delle botte di spesa pubblica infinita, non si capisce bene perché. E questo sono sicuro che adesso mi attirerà, siamo anche live su YouTube, mi attirerà Dio sa che strali, però o ben così, o se no smettiamola di sussidiare i valdostani a dei livelli da ridere. È vero che sono pochi, non si vede tanto nel bilancio statale, però grida un po' vendetta al cospetto, se non di Dio, quantomeno di Boldrin. Cioè, siamo lì che ce la prendiamo con quello che buttiamo via per i parlamentari. Guardate che spendiamo molto di più per sussidiare i valdostani, non si capisce bene perché è una bella regione, ricca, piena di risorse, di grande tradizione, in mezzo all'Europa, con la Svizzera accanto, insomma, vabbè, quindi la Val d'Aosta non c'entra. Ci sono poi il Friuli, è più o meno la dimensione della Sardegna, e quindi il confronto vero andrebbe fra le performance del Friuli e quelle della Sardegna. Poi ci sono gli outlier. La provincia di Bolzano e la provincia di Trento fanno meravigliosamente bene, in particolare su questi indicatori. Lo fanno un po' su tutto, ormai la provincia di Bolzano è diventata la provincia più ricca d'Italia. E credetemi, da uno che la frequenta regolarmente da oramai più di 50 anni, non è solo turismo, anzi il turismo è una piccola parte. Andateci, così vedrete che non è vero che è turismo. E quindi il vero confronto va fatto tra Sardegna e Sicilia, e lì mi sembra parentesi che la specificità sarda fa meglio, oppure Sardegna e Friuli, che sono forse di dimensioni simili, però in posizioni economiche molto diverse.
Sì, effettivamente se uno confronta con il Friuli non hai l'impressione che l'autonomia o le opzioni che l'autonomia offre alla Sardegna siano state usate saggiamente rispetto al Friuli, però per riuscire a fare un'analisi specifica occorrerebbe conoscere bene dove sono le specificità politiche su questo. Io conosco male quelle della Sardegna, decentemente quelle del Friuli, che sono di origine veneta, un po' conosco, per svariate ragioni. I Friuli non hanno fatto niente di particolare. Tanto per metterla chiara, le scuole in Friuli funzionano praticamente con le stesse regole, con gli stessi incentivi, con gli stessi programmi che in Veneto, in Lombardia, in Emilia Romagna e via andando. Quindi direi che non hanno fatto zip. Se qua è stato fatto qualcosa, e qui cedo di nuovo la parola a voi che lo conoscete meglio di me, forse bisognerebbe chiedere, se tu hai fatto un po' un riferimento, ma era un po' vago, alle politiche dell'amministrazione Soru, io non ho ben capito, ho l'impressione che fosse ricostruire un po' di edifici, mi sbaglio? No. Ecco, se magari partiamo da lì, se vogliamo focalizzarci su questo punto. Quali sono gli incentivi da dare in questo senso? Allora, adesso mi vuoi far parlare di più del dovuto. Perché, Ripeto, il giusto per il primo problema è argomento. italiano. Attendete, la domanda vera da farci è: perché un paese come l'Italia ha tassi di scolarità che sono quello che sono? Ok? Perché? Ha una percentuale di laureati nella forza lavoro che sta, non so più se sta diventando o è già diventata inferiore a quella della Turchia, ha dei tassi di abbandono della frequenza sia delle scuole medie superiori sia di quelle universitarie che è la assoluta prima fra i paesi sviluppati. Quella è la domanda da farsi, non sulla Sardegna per sé. Io su questa dimensione, su questa specifica dimensione, non riesco a vedere nei dati stessi che tu hai presentato e nelle cose che ho guardato prima di qua nulla di specificatamente sardo. Cioè l'immagine che geografica ebbi il piacere tanti anni fa di conoscere Gavino Ledda perché era amico di una mia amica friulana, di una signora che l'aveva, eccetera. E l'immagine così, come dire, bucolica, no? Del Gavino, del pastore, che non c'è neanche più, e comunque se c'è è un'irrilevanza statistica per i ragazzi sardi, quindi non descriviamo questa cosa, i ragazzi sardi non vanno a scuola, non vanno a fare gli ingegneri perché devono andare a dorso di mulo per 70 km sotto la neve e il freddo nell'unica università che è lontana, e poi devono pure nuotare fino a Genova e poi il papà li picchia. Non è così. I ragazzi sardi hanno 2 ottime università, avete il sistema di trasporti, cioè per andare da Cagliari a Milano ci metti lo stesso tempo che per andare da Roma a Milano, e ci sono abbondanti. Io sono venuto qua già 2 volte quest'anno nel giro di 4 mesi da una città relativamente periferica in questa fase dell'anno perché il grande flusso turistico è calato, cioè Venezia, e venire da Venezia a Cagliari o Venezia vuol dire relativamente. Quindi non è quello il problema. I problemi dell'istruzione dei ragazzi sardi sono uguali a quelli dei problemi di istruzione dei ragazzi abruzzesi o marchigiani. Io mi focalizzerei su quello, se vogliamo parlare di questo. Se vuoi ci spostiamo su qualcos'altro di più specificamente sardo, per quello chiedevo che politiche sono state fatte, magari lì c'è qualcosa di specifico, ma sui dati che tu hai mostrato io non vedo nessuna ragione di dire la Sardegna in particolare. Direi che la Sardegna è una regione italiana che fa come le altre regioni italiane e che quindi il problema è italiano. Grazie Michele. Sì, ovviamente poi questi sono temi che meriterebbero un dibattito ognuno, anzi forse non basterebbe, quindi ovviamente dobbiamo necessariamente abbreviare. Il secondo tema è questo. Adesso, tanto la prima domanda sarà per te Carlo. È inutile secondo me negarcelo, però è diffuso da noi questo humus culturale di indipendentismo, mettiamola così. Ti dico la verità, a volte nei miei momenti di inconscio, alla fine anche a me, perché forse ce l'abbiamo dentro, è una cosa istintiva, non lo so, però non possiamo negare che nei sardi, con forme diverse, con modalità diverse, livelli anche di forza mediatica diversa, però c'è questa cosa, noi ce l'abbiamo dentro questa cosa qua. Sardegna non è Italia, se fossimo senza l'Italia staremmo meglio, eccetera, eccetera, eccetera. Qua vado veramente veloce. Spesa per abitante siamo i quarti, per abitante. Non vi piace per abitante, facciamola in percentuale al PIL, diventiamo primi.
quindi primi in Italia. Spesa pubblica? Sì. PIL pro capite in standard di potere d'acquisto, che vuol dire che la media europea è 100, e quindi noi siamo a 69, quindi vuol dire che noi in media guadagniamo il 70%, non guadagniamo ma produciamo come PIL il 70% di quello che si produce in media in Europa, quindi siamo tra i più bassi in Sardegna e in Italia in questo caso. Sardegna 69, andiamo in Lombardia, diventa 128, diventa 100, in Trentino 132, quindi i trentini guadagnano, scusate, producono PIL 100, il 30% in più di quello della media italiana. E poi vado all'ultima slide, come vi ho promesso andrò molto più veloce qua. Due provocazioni, questo è una percentuale di lavoro sommerso, quindi lavoro nero, più è scuro e più è nero, e più è presente il lavoro nero, e anche qua siamo molto, è un dato molto importante. E in più, a proposito della Valle d'Aosta, Michele, anche qua una piccola provocazione, sono dati messi anche un po' così a caso, ma giusto per indirizzare il ragionamento. Numero di dipendenti pubblici per 1000 abitanti, non siamo i primi per carità, però siamo comunque sopra la media italiana. E quindi la domanda che faccio a Carlo è: in una regione che appunto ha questo sentimento, non so se è primordiale, non lo so, forse perché siamo isolani, lo chiedo a te, di essere indipendenti, secondo te, alla luce di questi dati, è un sentimento giustificato? Oppure è provincialismo, è assistenzialismo, è campanilismo spicciolo? Allora, giustificato sulla base di cosa, prima di tutto dovremmo dire? Nel senso che il sentimento indipendentista in Sardegna esiste, non è maggioritario, più o meno si organizza politicamente, partiticamente ad ondate quasi regolari di tempo, non ha ancora avuto, diciamo, una concretizzazione partitico-elettorale tale da poterne in un certo qual modo descrivere un'ipotesi politica alternativa e durevole, però esiste. E secondo me hai ragione tu da un certo punto di vista, esiste per il momento più nelle aspirazioni, nel cuore di molti sardi, più che invece nella traduzione concreta, politicamente concreta, di quel tipo di opzione politica. Ma da questo punto di vista non ci discostiamo da quello che succede un po' in tutta Europa, non ci discostiamo da quelle che, ora magari faccio arrabbiare Michele, da quelle che vengono definite le nazioni senza Stato. Secondo alcuni noi siamo una nazione senza Stato, secondo altri noi non lo siamo e siamo ridicoli solo ad affermarlo. Io ritengo che noi abbiamo i connotati di una nazione da un punto di vista scientifico, ma questo non significa che avere i connotati di una nazione debba in un certo qual modo portarci a desiderare uno Stato. Ci sono tante regioni in Europa che hanno connotati nazionali ma che non aspirano a diventare Stato. Ci sono però altrettante regioni in Europa che hanno meno connotati nazionali di noi e che aspirano a diventare Stato. Quindi il problema non è lì. Il problema è come questo tipo di sentimento di differenza, tra virgolette, non di distanza o di opposizione o di antagonismo nei confronti del resto d'Italia, perché oggi l'indipendentismo è diverso da quello degli anni 70, ho pochi minuti e non voglio tediarvi oltre. Ma scusa, Carlo, questo qua è il tuo tema. Sì, però giustamente cerco di rispettare in questo... No, vai, io vorrei anche capire cosa hai in mente, perché devo dire che non capisco. Cerco, allora, se mi date dei minuti in più... Ok. Sei qua per questo. Ok, allora, pochi minuti in più. Pochi minuti in più, difficile riuscire a sintetizzarlo, ma ci proverò. Questo tipo di sentimento non è un'invenzione, o meglio, tutto è un'invenzione, anche il nazionalismo è un'invenzione, perché è un prodotto umano evidentemente, ma la base sulla quale determinati tipi di sentimenti in Sardegna di tanto in tanto tornano non sono basati sul nulla, sono basati su dati in un certo qual modo concreti. Al di là di come ognuno li voglia interpretare, sta di fatto che tutte le persone che sentono quel tipo di sentimento non automaticamente si traducono in indipendentisti, assolutamente no.
e quindi da questo punto di vista tranquillizzo un po' l'uditorio eventuale. Quello che però è importante considerare è che oggi in Sardegna c'è sotto traccia un dibattito sulla vera questione. Come faccio a tradurre tutti questi, come li possiamo definire, questi sentimenti di popolo da un punto di vista politico? E il problema forte, a mio modo di vedere, è quello oggi di non interrogarsi sul tipo di statuto che noi abbiamo. Cioè il vero problema della Sardegna, a mio modo di vedere, è quello che per troppo tempo non traduce a sistema, non interpreta la volontà presente nel popolo, non tanto per dichiarare la secessione, se così si può dire, che poi è anche sbagliato come termine, dall'Italia, ma quanto, se ha necessità, di richiedere un nuovo patto diverso con lo Stato. E a quel punto lo statuto autonomo, che oggi non risponde... Siccome io qua sono parole un po' vuote, scusami, puoi spiegare concretamente cosa? Per esempio il fatto che noi abbiamo... È un problema giuridico. È un problema anche di gestione. Per esempio il fatto che quasi nessuno sa, proprio per arrivare al concreto, che la Sardegna ha 10 miliardi di euro di credito dallo Stato, perché lo Stato è il primo negatore dello statuto proprio, che è una legge di rango costituzionale, ovvero sia i sardi pagano delle imposte la cui percentuale, che dovrebbe ritornare alla Sardegna, lo Stato non gliela rigira. Quindi noi oggi abbiamo 10 miliardi. Allora, le quote di compartecipazione al... Non rispondo. No, io ho scritto anche un articolo e non sono stato ancora finora, come dire, contraddetto. Spero che qualcuno un giorno lo faccia e che mi dimostri che io ho ricostruito male le cose. Finora so, ma nessuno ne parla, che la Sardegna dal 1993 vanta un credito nei confronti dello Stato di circa 10 miliardi di euro, perché il nostro articolo 8, che definisce le nostre entrate, definisce che tutta una serie di percentuali delle compartecipazioni al gettito erariale debbano essere restituite dallo Stato alla Sardegna. Lo Stato incamera il 100% di queste imposte e non ridà indietro alla Sardegna la quota spettante da diversi anni. Però c'è un problema, che in funzione di un accordo fatto nel 2006, la Sardegna paga da sola, unica regione in Italia, da sola, paga la sanità e i trasporti e siamo ancora in piedi. Io vorrei allora che ragionassimo su questo. È autonomia vera quella che ti permette di accollarti un debito, ok, nei confronti dello Stato, ma di non avere al contempo la traduzione di quello stesso debito? Perché in Friuli un problema simile lo hanno risolto. Io non voglio, come dire che probabilmente, anzi, quasi sicuramente in gran parte la responsabilità della classe politica isolana, che non è stata in grado per diverso tempo di richiedere non di più, ma semplicemente quanto gli era dovuto. Io penso che sia una cosa gravissima che lo Stato italiano non rispetti una propria legge di rango costituzionale, perché lo Statuto sardo lo è. Questo è uno degli esempi che posso fare. Con questo non voglio scartare le responsabilità della classe politica isolana, ma siccome appunto Michele giustamente mi diceva che forse erano parole vuote, spero che magari questo inizi a riempire un po' di contenuti. Ne avrei tanti altri, ma veramente non voglio tediarvi. Grazie Carlo, comprendo che sia veramente impossibile parlare di temi così complessi in pochi minuti. No, proviamoci. Posso fare un'altra domanda a Carlo? Quindi se io faccio il seguente calcolo, cioè faccio la Sardegna fiscalmente autonoma, lascio che la regione Sardegna si tenga in tasca tutto il gettito fiscale prodotto in Sardegna, tra IVA, tasse sul reddito eccetera, e poi si paga le sue spese. La Sardegna rispetto ad oggi va meglio o va peggio? Perché secondo la Ragioneria Generale dello Stato va molto peggio. Quindi nei conti che tu stai facendo la Ragioneria dello Stato racconta balle sistematicamente da 50 anni, e può essere, io di Monorchio non ho mai avuto grande rispetto, lo conobbi, sono quasi 30 anni, poi però sono venuti altri ragionieri generali, alcuni invece di cui ho
un certo rispetto, compreso l'attuale Daniele Franco, se non sbaglio Daniele ancora ragioniere generale, no? Sì. Non ha fatto direttore del merito perché poi lì si cambiano. Comunque, e quindi la domanda è questa, perché Sì. è questo, è così? Di Manorchio fa bene a non fidarsi perché è proprio uno degli artefici. Sì, la risposta è che 2 sentenze della Corte Costituzionale hanno dato ragione alla Sardegna. Non mi hai risposto. Rispondi a me. Non ho le competenze da un punto di vista Ma economico. Allora, non ho la competenza dal punto di vista economico per dire se la Sardegna sarebbe in condizioni di sopravvivere con una cosa del genere, però ho le competenze per dire che politicamente l'autonomia sarda non è agita. Questo sì. Queste sono parole vuote di può darsi. dibattiti precisi. Può Io ti ho fatto darsi. una domanda precisa. Tu hai detto lo Stato italiano, che poi non è un'entità metafisica, è l'insieme delle altre 19 regioni, sia chiaro. Non è un'entità metafisica. Questo giochetto cioè, anche perché la Sardegna è tante cose, ma non sottorappresentata politicamente in quel di Roma. Bene. Le altre 19 regioni si espropriano un totale di circa 10 miliardi, non ho capito se annuali o sono nell'arco di svariati anni. Nell'arco di svariati anni. Quanti? È dal 93 più o meno. Ah vabbè, sono 400 milioni all'anno, uno Sì, ma uno sputo nell'universo. Vabbè. Ok, però ci aiuterebbero vabbè, non poco no, probabilmente. Ecco. Domanda, compensano o non compensano questo esproprio con altro trasferimento? Perché il punto alla fine sai la somma che fa il totale, e siccome i soldi sono fungibili, se altri trasferimenti dalle altre 19 regioni alla Sardegna sono più che sufficienti a compensare, io direi per carità, possiamo ridiscutere quel che vuoi. E sia chiaro, tra l'altro, voglio mettere chiaro, io sono uno molto favorevole, ci torno dopo, sull'aspetto politico delle autonomie, non mi piace tutta il romanticismo e la retorica sui paesi senza nazione, sono tutte fantasie, ma sul fatto che poi se uno vuole gestirsi le sue risorse se le possa gestire nella misura in cui non crea un carico per altri, sono assolutamente favorevole. Però volevo capire se in questo calcolo che tu stai facendo, che è di tipo rivendicazionista nei confronti delle altre 19 regioni, c'è una domanda di federalismo fiscale in senso stretto, ovvero rispettate lo statuto, lasciateci le nostre tasse, insomma vogliamo essere per esempio come la provincia autonoma di Bolzano, altrimenti nota come Sud Tirolo. È questo che stai dicendo? Più che una rivendicazione nei confronti delle altre 19 regioni è proprio una rivendicazione nei confronti del governo centrale. Il fatto di 20 regioni. Allora, a mio modo di vedere, io penso che quando tu sottoscrivi un accordo in cui ti accolli il 65% del tuo bilancio regionale, perché la sanità oggi in Sardegna più o meno conta il 65% del bilancio regionale senza ricevere un euro dallo Stato, e anzi essendo a credito con lo Stato, io penso che qualche problema lo crea qualsiasi bilancio familiare di qualsiasi privato cittadino. Io penso semplicemente che lo Stato dovrebbe rispettare quello che è una propria legge costituzionale. Non dico che la regione Sardegna dovrebbe avere di più dallo Stato, io dico solo che la regione Sardegna dovrebbe avere quello che dovrebbe avere. Insomma, non mi hai risposto. Probabilmente non so rispondere. Io non puoi rispondere perché sai che la risposta è la Sardegna ci perderebbe altro che 400 milioni all'anno. Ma andiamo avanti. Ma ci perderebbe in che senso però? In Tinderi, sai, i Tinderi hanno questa caratteristica, sono stupendi, si contano. Non sono più una questione di opinione, 1 milione è più di mezzo milione, 2 milioni è più di 1 milione, 1 milione e 1 euro è più di 1 milione, funziona così. Quindi io ti ho fatto una domanda chiarissima, semplicissima, banalissima, visto che conosci, ti ho detto, se la te la vuoi ripeta o... Sì. Di nuovo. Di nuovo, sono magari un se la Sardegna, se applichiamo alla Sardegna le regole di gestione del gettito fiscale che applichiamo per esempio alla provincia di Bolzano, ok? Sì. La Sardegna ha un attivo fiscale maggiore o minore di quello attuale, dove attivo fiscale può avere sia segno più che segno meno,
per non usare probabilmente ci guadagna o ci perde? Probabilmente permane minore, probabilmente, ma non sono in condizioni di fare un calcolo dal punto di vista, ecco, però non era questo il discorso è di tipo politico, ho capito che cioè, con i soldi e basta non si può fare tutto, a mio modo di vedere. Grazie Carlo. Bianca, tu ovviamente sempre, io comunque sfrutto tra virgolette anche la tua competenza come coordinatrice del rapporto Krenos, quindi comunque Anche se qui dico la mia visione. Certo, no, assolutamente, però comunque nella tua attività... Non è visione Krenos, perché magari qualcuno... No, non volevo lanciare questo messaggio, solo fatto, chiedo scusa, però tu comunque nell'attività di ricerca delle Krenos, appunto, studi tanti casi regionali, immagino, e volevo chiederti se esiste un caso accademico studiato a livello regionale di buona autonomia e se può essere questa una leva per crescere in Sardegna. Allora, secondo me, allora, giusto per fare un po' di ordine, perché si parla di Stato-nazione, di autonomia, secondo me questo argomento va analizzato senza ideologia, no? Allora, guardiamo cosa è successo dal secondo dopoguerra in poi in Italia con uno Stato centrale. La convergenza, diciamo, delle varie politiche statali c'è stata, ma fino agli anni 70, perché dopo le regioni hanno iniziato a divergere da un punto di vista economico, sociale, quindi con uno Stato centrale e con politiche per il Mezzogiorno e soldi dati al Mezzogiorno. Cosa è successo? Divergenza. Quindi sono stati efficaci? No. Quindi se vediamo, diciamo, il federalismo fiscale, no? L'idea del federalismo, di quello posso parlare, posso dire la mia opinione. Cos'è che vedo di positivo? È vero, noi, tutto il sud è un percettore netto, noi siamo percettori netti, il nord ci paga, è un dato di fatto, andate a vedere i dati sul residuo fiscale, però guardandolo e analizzandolo sotto un profilo prettamente razionale, che cos'è che potrebbe dare cioè un'autonomia fiscale alla Sardegna o al sud in generale? Che cosa vedo? Vedo lavorare su un meccanismo di incentivi, a noi ci piace molto questo in economia, no? Che incentivi? Innanzitutto a migliorare la qualità delle istituzioni, all'accountability delle istituzioni rispetto alla governance, perché sei tu che decidi e quindi una maggiore accountability. Quindi incentivi a recuperare i fondi da esterni, quindi è anche all'attenzione nel bilancio pubblico, quindi è una sorta di efficienza nel bilancio pubblico. Quindi io da questo punto di vista è chiaro che immagino, ma non sono un'esperta, una sorta di perequazione, per una perequazione che non interviene nel meccanismo di incentivi, altrimenti fallisce anche quello. No, così la vedo io. Questo è il mio pensiero, non so cosa ne pensa Michele. Sono perfettamente d'accordo. Sono contenta. Ma lo sono sempre stato. Mi pregio di aver scritto con il professor Lustichini, che credo tu conosca, Aldo Lustichini, nel lontano 1993, poi pubblicato svariate volte, credo uno dei primi testi con le proposte concrete, addirittura con una piccola riforma costituzionale degli articoli specifici demmo fondo alle nostre conoscenze giuridiche che un po' avevamo, poi provavamo a sentire degli amici costituzionalisti che suggerivano esattamente questo. Quindi io sul federalismo fiscale nel senso di dare a delle entità di dimensioni minime ragionevoli, perché bisogna anche evitare, capiamo, di creare Valle d'Aoste. In questo deve esserci un minimo di senso comune nella definizione delle entità minime. Mi spiego. Voi capite che di per sé il principio del federalismo fiscale può essere tradotto in tanti linguaggi. Nella dottrina sociale della Chiesa lo chiamano sussidiarietà e dice fondamentalmente è meglio, lo fonda su dei principi morali, noi tendiamo a fondarlo su delle logiche più pragmatiche, però alla fine coincide, dice
è meglio lasciare che certi servizi vengano erogati e finanziati e gestiti a livello più basso nella scala della complessità sociale e istituzionale, se così è possibile fare. La cura, questa è una delle ragioni per cui la dottrina sociale della Chiesa ha tutta una serie di attività, è bene che siano svolte all'interno dell'ambito familiare, o si suggerisce che così sia, no? Ed è anche una delle ragioni per cui si ritiene che tutta una serie di beni e servizi sia legittimo e vantaggioso che vengano prodotte dal mercato, e cioè da singoli individui che interagiscono attraverso meccanismi di mercato, di prezzi, di cooperazione, e non con un'autorità statale che da sopra dice tu produci le patate, tu le fragole, tu pensi ai salami, io porto il vino, no? Questa è la logica. Noi la spieghiamo in termini di incentivi, banale, normalmente ognuno di noi più o meno sa come ha messo i soldi in tasca, come se li ha guadagnati, quanta fatica ha fatto, e dà una qualche idea di dove li vuol spendere e dove non li vuol spendere. Se sbaglia a spenderli si dà una sberla e ricomincia il giorno dopo, giusto? Mano a mano che deleghi queste attività a livelli sempre più alti e complessi, sempre più persone, diventa tutto molto più opaco. Noi economisti diciamo che comincia a esserci asimmetria informativa, o l'informazione non è più pubblica ma privata, e quindi non riesci più a distinguere le responsabilità, le cose non funzionano ma non sai se è colpa sua, o semplicemente è colpa del caso che gli è arrivata una pietra in testa a tutti e quattro, no? Quindi l'idea del federalismo fiscale è questa, cerca di tenerlo a dei livelli, quindi non serve nessuna neanche identità linguistica o culturale per farlo. È anche ovvio che siccome devi offrire dei servizi minimi per tutta una serie di cose tipo la giustizia, la difesa, la polizia, la magistratura e così via, che hanno dimensioni minime di funzionamento efficienti, sarebbe abbastanza sciocco che ogni quartiere avesse la sua polizia, un baiano, no? O che ogni quartiere avesse la sua politica estera, cioè la politica estera del mio condominio fa un po' ridere. E quindi è anche chiaro che quando vuoi pensare a meccanismi di decentramento devi pensare a una dimensione minima di queste entità che renda ragionevole gestire queste politiche, quindi entità troppo piccole in termini di popolazione e reddito non reggono, e poi a meccanismi di coordinamento. E poi sfrutto il fatto che nel mondo, nella tecnologia che oggi utilizziamo, vi sono ovviamente dei servizi che hanno tecnologie che permettono l'offerta minima a livelli molto piccoli. La scuola elementare, la scuola, l'asilo, eccetera, probabilmente non hanno nessun bisogno di coordinazione statale, forse hanno bisogno di verifiche nelle forme di test, che la qualità dei risultati ottenuti nel comune di 5.000 abitanti in una certa provincia del centro è paragonabile alla qualità dei risultati, ma questo è abbastanza semplice, poi la gestione si può fare tranquillamente a livello comunale. La polizia è un po' più improbabile, è inutile chiedere che vogliamo gestirci la polizia all'americana con i sceriffi, in fin dei conti anche gli americani, che pur hanno stati di dimensioni tipicamente molto maggiori delle nostre regioni, alla fine hanno una polizia federale per tutti i reati seri, perché per ovvie ragioni devi coordinare. Quindi io su questo sono perfettamente d'accordo, ma sai qual è il problema? Da un lato è un problema che tutto questo tende a conflagrare, ed è una cosa che gli amici indipendentisti, io sono molto amico di indipendentisti veneti, e sono emozionalmente, qui viene la parte difficile, un indipendentista, nel senso che io notoriamente, tutti lo sanno, io parlo veneto e bene, credo che sia l'unica lingua che pronuncio adeguatamente, in qualsiasi altra lingua, incluso lo spagnolo, che parlo decentemente bene, ho scritto libri, articoli, però ho l'accento veneto, o almeno veneziano, ok? E ce l'ho plateale in italiano, ce l'ho plateale in inglese, tant'è che mi dicono you don't sound Italian, no, I sound Veneto, because the Italians have a different accent. Quindi ce l'ho, però credo francamente che gli indipendentisti dovrebbero avere, e lo dico spessissimo ai amici catalani, fra cui c'è qui Tito che pensa, tutti i nostri grandi amici catalani, economi sono tutti, no? Con Andreu Mascoler, che per noi è un po' a mamma santissima, per primo. Quindi non è che io abbia antipatia, è che occorre capire che c'è una dimensione culturale dell'indipendentismo e dell'identità culturale locale, e poi c'è una dimensione invece politico-economica, e le due non devono essere necessariamente uguali. Non c'è nulla di male che comunità culturali rivendichino e si paghino la gestione della loro identità culturale e linguistica.
Io credo che sia perfettamente legittimo e dovuto. Questo non implica che però devi inventarti lo Stato indipendente per cui ti fai la politica estera, dove gli amici catalani si sono fatti portare come dei tori dal drappo rosso di Rajoy proprio in questo. Si sono fatti prendere in giro e sono finiti. Io trovo, forse che è il momento di dirlo, la condanna credo fatta stamattina dal Supremo spagnolo è inaccettabile, è un atto di oppressione palese, no? Cosa hanno dato a Oriol? 9 anni, 13? Cioè, vabbè, vediamo se dopo le elezioni il primo ministro sistema sta cosa, ma comunque. Però è anche vero che loro si sono fatti portare in un vicolo cieco un po' dalla tattica molto abile del PP, e che questo succede a molti movimenti indipendentisti italiani, incluso quello veneto, che poi produce i poveri cretinetti che vanno su Campanile di San Marco col trattore, oppure affermazioni un po' vaghe come queste, permettimi Carlo, non Paolo, mi ha detto nome e cognome, per cui stabilisci un rivendicazionismo fra un supposto popolo sardo e un supposto Stato che suona molto 1830, capisci? E io francamente vi invito a rifletterci, cioè non è più il 1830, non ci sono più i Savoia, la Sardegna e il Veneto, oppure ci sono ancora purtroppo e alcuni girano per il paese, però insomma hanno una rilevanza minore. Il rapporto fra i cittadini, non il popolo, le persone che vivono in Sardegna e il resto dell'apparato dello Stato italiano non è quello dei tempi appunto del regno di Sardegna, come lo chiamavano, giusto? E va ripensato in quei termini lì, anche perché mi sembra plateale che uno dei problemi che tutti gli indipendentismi non hanno mai voluto affrontare, e infatti si sono scornati, è che tu, dato uno Stato che già esiste e un sistema giudiziario legale comune come quello italiano, come quello spagnolo, come quello francese per quanto riguarda la Corsica, puoi anche chiedere il diritto di secessione, ma devi avere un supporto della parte che decide di fare la secessione, non maggioritario, lo devi avere straordinariamente maggioritario. Cioè l'unica separazione felice o completamente felice che è avvenuta in Europa è quella fra la Boemia e la Slovacchia. E beh, c'era il 94% da entrambi i lati contento di divorziare, ai voglia, no? Anzi era la parte più povera che dice ci arrangiamo, toglietevi dalle perché non vi sopportiamo dalla vita, noi vogliamo stare segliati, e ti immagini, vai tranquillo così, risparmio. La Slovacchia è andato benissimo, ha funzionato esattamente, ha cominciato a crescere, è un paese molto piccolo, un po' più grande, sono 6 milioni, 5 milioni e mezzo, una roba del genere, un po' più grande, è più piccola la Sicilia, no? Nel caso catalano, come nel caso qua, la richiesta di indipendentismo basata sul 51% è abbastanza una follia, ve ne rendete conto? Lo dice uno che sarebbe favorevole se i veneti all'80% dicessero facciamo la Serenissima, io mi candido doge per una volta. Anche perché volete vedere che vivere nel palazzo ducale mica male, poi il Buccittolo, tutte queste robe, no? Del Mallido. No, finisco subito e non aggiungo neanche molto. Quindi questi ragionamenti che tu hai fatto andrebbero portati, capisci, tolti dalla retorica del noi allo Stato italiano e messi dentro invece in questi termini concreti. Per quello prima ho insistito maleducatamente a dirti ma in termini di soldi ci guadagnate o ci perdete? Capisci? Perché altrimenti... se voi avete un diritto di replica. No, E poi chiudiamo con Bianca. perché non vorrei... Chiedo di stringere... appunto, però hai no, tutto il diritto di... No, vai avanti perché sennò poi non riusciamo a leggere le altre slide tue, quindi insomma, Bianca, mi sembra... Io volevo magari, per quello che so di questa questione di cui stavi parlando tu, parlare dell'aspetto recente, nel senso che la sentenza di cui hai parlato tu, almeno dalle informazioni che ho raccolto io, che so io, non è che lo Stato non voglia restituire i 7 decimi dell'IRPEF e i 9 decimi dell'IVA che nello statuto, nell'articolo 8 dello statuto della regione autonoma della Sardegna sono elencati come
diciamo con partecipazione prodotta in Sardegna. Non è quello, è che dal 2012, e infatti se dal 2012 se si guarda il bilancio, l'ultimo bilancio 2019 della regione autonoma della Sardegna si vede questo dato, lo Stato chiede di accantonare questi soldi, cioè li dà, dice io te li do, però non li puoi spendere perché lo Stato chiaramente ha problemi, come sappiamo, di bilancio, e quindi sono in bilancio ma non li puoi spendere. Il problema è che questi accantonamenti sono aumentati nell'arco del tempo, quindi sono passati da, se non vado errato, 280 milioni di euro a 685, una cosa del genere, del 2018, sì. Per diventare 535 milioni nel 2019 e 20. La regione quando ha impugnato, cosa ha impugnato? Ha impugnato la legge finanziaria Gentiloni perché aumentava questi accantonamenti e la Corte Costituzionale ha dato ragione alla regione Sardegna dicendo no, voi per il 2018 e 2019 dovete restituire in tutto, considerando tutto, 700 milioni alla Sardegna. Questo almeno quello che so io. In più ti dico, e questo è di gennaio del 2019, la questione non è ancora finita perché poi lo Stato non ha risposto, eccolo, dice guardate che la Sardegna, dice allo Stato, la Corte Costituzionale, è una regione con evidenti problemi, periferica, con evidenti problemi strutturali, quindi gli accantonamenti li dovete ridurre. E quindi da 500 e passa, se io non ricordo male, ma c'è la sentenza, qui dovrebbero essere da 200 milioni che poi diventano 350 milioni. Però ovviamente su questo ancora la partita è tutta aperta perché lo Stato non ha mai risposto a questa sentenza. Questo è l'ultima, quello a cui ti stavi riferendo tu. Da quello che so io, dalle informazioni che so, non si è mai quantificato quanto lo Stato, non è stato mai quantificato, quindi dati certi non ce ne sono su quello. Ci sono. Sto leggendo la sentenza. Dovete ve la leggo un po' lunghina. Puoi chiudere con 2 minuti, Carlo, perché davvero dobbiamo... No, è che ha ragione Bianca, però l'avvertenza entrate con l'avvertenza accantonamenti sono due cose separate. È un'evoluzione. Esatto. E se per questo la Corte Costituzionale termina nella sua sentenza praticamente dicendo beh sentite ha ragione la Sardegna, però io vi consiglio Stato italiano e Regione Sardegna non tiratela molto per le lunghe, mettetevi d'accordo. Quindi la Corte Costituzionale non transazione in un certo qual modo la Corte Costituzionale non dico che si tira indietro, però chiede ai due contraenti, diciamo così, arrangiatevi fondamentalmente. La Corte Costituzionale si è pronunciata sugli accantonamenti. Sì, esatto, sugli accantonamenti, perché non si è pronunciata sull'avvertenza entrate, perché si è pronunciata nel 2006 e ha detto che la Sardegna aveva ragione, ma poi Capellacci e anche Pigliaru non hanno voluto portare davanti alla Corte Costituzionale un ricorso, differentemente da come ha fatto il Friuli Venezia Giulia. Lì si chiude la storia dell'avvertenza entrate. Però è stato assolutamente, i 10 miliardi non sono frutto di un'invenzione, ma sono dati elaborati dalla Regione Sardegna che ha messo a disposizione di chi appunto glieli ha chiesti. Grazie. Sapevo che questo tema sarebbe stato complesso, però dovevo farlo. Andiamo avanti. Sempre a proposito di priorità, e sempre quei 10 secondi in cui vi invito anche a riflettere e a interagire se volete. Se sapete già, come ho visto anche ci sono molti professori accademici e studenti, se lo sapete già non ci pensate neanche, però provate a pensare se avete idea di qual è il prodotto sardo, cioè prodotto in Sardegna che viene maggiormente esportato nel resto del mondo. Ovviamente tutti dicono il formaggio, chi dice il porcetto, la salsiccia. Esatto. È un dato che tra l'altro ho preso dal rapporto Krenos, immagino, cioè l'83% del nostro export sono prodotti petroliferi, al secondo posto ci sono i prodotti chimici, al terzo posto ci sono le armi, cioè non arriviamo neanche nel podio, quindi io adesso non voglio, i professori sono loro, io sono solo un moderatore, però ovviamente anche io dico la mia, anche in questo caso noi
ci crogioliamo su questa cosa della pastorizia e dell'agricoltura, dicendo che il nostro formaggio è il più buono del mondo, che la nostra salsiccia è il più buona del mondo, e poi però ai dati concreti esportiamo tramite la Saras prodotti petroliferi. Secondo me questa è una grande contraddizione. Però detto ciò, andiamo avanti. Io ho voluto legare il turismo all'agropastorizia perché sono sempre due tematiche che vengono associate nel dibattito pubblico sardo, con la famosa frase: potremmo vivere di turismo e agricoltura. Se noi avessimo un sistema economico come dire, efficiente e puntassimo su questi due settori, da soli riuscirebbero a farci mangiare, scusate i termini, proprio terra a terra. Beh, evidentemente non è proprio così, visto che esportiamo prodotti petroliferi, ma non solo, velocissimo. Abbiamo, anche qua torniamo un po' all'istruzione, che poi è il tema dei temi. Le nostre imprese agricole sono condotte da soggetti che mediamente anche qua non discostiamo troppo rispetto all'Italia, però comunque abbiamo il dato più basso. Sto parlando sempre di possesso di titolo di studio terziario. Abbiamo un indice di produttività rispetto alla media, anche in questo caso l'Italia è fatta a 100, quindi noi abbiamo una produttività del 70%, poco più del 70% rispetto a quella italiana, delle imprese agricole sempre parlo, quindi a mio avviso potrebbe essere una contraddizione, però ce lo diranno i nostri relatori. Abbiamo, è vero, una percentuale di valore aggiunto doppia rispetto a quella italiana, perché l'Italia viaggia sul 2, agricoltura stiamo parlando sempre, mentre noi viaggiamo su più del 4, quindi più del doppio, però anche è vero che è pur sempre il 4%, cioè è comunque pochissimo. È pochissimo in una regione, partiamo sempre dalla premessa, che non fa altro che vantarsi di questa cosa, che noi potremmo vivere di agricoltura e di turismo. E infine, questa secondo me è una grande contraddizione, cioè mentre abbiamo una produttività bassa e un valore aggiunto basso, abbiamo un numero di imprese attive in quel settore alto. Quindi questa è un'ulteriore conferma che sono tante aziende poco produttive nell'agricoltura. E nel turismo io continuo a pensare che, arrivo alla domanda per Carlo. Abbiamo deciso che vado prima Vuoi iniziare tu? Ok. Vabbè. Mi accodo, il turismo legato all'agricoltura è una delle illusioni di cui dobbiamo liberarci secondo il nostro movimento Liberi oltre illusioni, oppure è una risorsa concreta? Cioè il turismo porta a crescita? Allora, io voglio provare a mettere un po' la discussione in ordine. Non so se abbiamo chiarito il ruolo dell'indipendentismo. La mia impressione, la ribadisco, è che è una questione culturale, che uno deve, è una specie di lusso, che è perfetto. Questo microfono molto di nuovo, che mi pare una... Non è certo. Sia perfettamente legittimo pagarsi, però che occorre assolutamente evitare di far conflagrare con le questioni economiche e politiche più generali. Mi pare chiaro anche dalla risposta di Carlo, e insisto davvero, non è per polemiche, perché occorre capirlo, che focalizzarsi su queste cose puntuali della lotta fra Regione Sardegna con lo Stato italiano, perdendo il complesso dei rapporti fra le due entità. Mi stavo leggendo la sentenza della Corte Costituzionale che fondamentalmente diceva questo, diceva sì, in punto di legge su questo punto specifico la Regione Sardegna ha ragione, però se la Regione Sardegna vuole ridiscutere con lo Stato italiano tutti i rapporti finanziari, fatelo, però sappiatelo che uscite col naso sanguinante. Ecco, quindi allora no, il problema se lo devono porre quelli che insistono sulla retorica dell'indipendentismo senza combinare niente, che non hanno trovato, permettimi, perché io non sono un indipendentista. No, a me mi sembra l'impressione che ho avuto, diciamo così. No, era Vabbè, non importa, vabbè, autonomista, quello che vuoi tu, le cose le hai dette. Let's stick to quello che abbiamo detto. Allora, siccome l'autonomismo sardo ha deciso che perché poi le questioni hanno una dimensione politica che va caricata, ha deciso che la strada giusta è diventare salviniano, buona fortuna.
le scelte politiche si fanno complessivamente, non si fanno con questi giochetti di contrapposizione su punti, si fanno complessivamente. Perché dico questo? Dico questo perché anche nella queste cose che Gianni ha mostrato c'è di nuovo un aspetto culturale che io conosco del dibattito politico sardo, perché come lui ha detto ci vengo da un po' di tempo e ci ho avuto molti amici, ci ho partecipato, al di là di Gramsci che è una cosa del passato. Ed è una forma di rivendicazionismo, così adesso mi odierete, lamentoso, di cui il turismo è un esempio. A mio avviso non è molto utile per i destini non del popolo sardo, ma della gente che vive qua, in Sardegna, nell'isola chiamata Sardegna, questo rivendicazionismo lamentoso. Si tratta di riconoscere che alcune specificità dell'isola chiamata Sardegna e dell'isola chiamata Sicilia, che erano economicamente e socialmente rilevanti con le tecnologie del, ma non 1800, del 1950. L'insularità, la difficoltà di trasporto del 1950 era un fatto obiettivo. Sei una regione socio-economicamente arretrata per svariate ragioni storiche, le robe che tirano sono tra Milano e Torino, tu sei distante, i meccanismi di trasmissione anche solo delle informazioni, delle imprese e dei commerci, con le tecnologie del 1950 e a maggior ragione del 1920 sono difficili, quindi devi affrontare quei problemi. Oggi, francamente, no, ok? No, non c'è nulla nell'insularità sarda che renda, che so, difficile di per sé mettere qui delle imprese manifatturiere. Signori, importiamo la roba fabbricata in Indonesia, che è pure un'isola, by the way, grandina, ma sempre isola. E quindi, cioè, davvero, rendiamoci conto, il 70% delle cose che ci viaggia su reti internet, certo, se la regione Sardegna e i suoi cittadini non le impongono di gestire, per esempio, le sue risorse autonome in maniera buona, tale che questo hotel abbia la fibra ottica, così mandiamo lo streaming bene, capite che questo è un problema di gestione delle risorse locali. Vorrei che riuscissimo a togliere da questo dibattito, cioè il fatto che l'export della Sardegna sia o non sia fatto in una certa maniera, come dire, è quasi in un certo senso irrilevante, è quasi in un certo senso irrilevante, è come quando gli italiani scoprono che esportiamo di valvole idrauliche più di quello che esportiamo di vini e vestiti o roba del genere. Ho fatto un paragone quasi giusto, ma non me lo ricordo a memoria. Mi ricordo che le valvole sono più, credo, che l'intero settore della moda, ma non ne sono certo al 100%. Di sicuro la farmaceutica è di più. Bene, ma questo è solo una questione di, come dire, scoprire che al di là della retorica televisiva l'Italia non è un paese che vive di Armani e Gucci. In realtà lo sappiamo. Okay? Quello che forse occorre fare, e io me ne sono convinto ancora di più ascoltando questo dibattito, è cominciare a ragionare sul fatto che quelle che voi percepite o che sono percepibili come ritardi economico-sociali sardi sono quelli del paese chiamato Italia. Non c'è nulla di specificatamente sardo, mi dispiace, non ci ho visto nulla. L'unica cosa, ma neanche questo è specificamente sardo, io frequento molto la Puglia, anche lì in particolare il Salento, sento le stesse cose, è questa mitologia del turismo. Lo so che Gianni vuole che te lo dica, lo faccio contento. Guardate, sta roba del turismo è una banalità, perché non serve un economista. Provate a pensare come è fatto il settore turistico. È fatto nella stragrandissima maggioranza di alberghetti, ristorantini, tutta roba a 2 stelle, 3 stelle, 1 stella, la pensione, giusto? Camping. E quella è la tecnologia, non è che puoi fare delle scoperte scientifiche e invitarti la camera da letto verticale. Vabbè, magari puoi, però non è molto comodo, sono sicuro non andrà molto di moda. No, la tecnologia dell'hotel è cambiata pochissimo negli ultimi 50 anni, quella è. I livelli di reddito che ti può dare, quelli sono, e le mansioni, la forza lavoro che ci lavora dentro, quello fa, pulisce i cessi, lava per terra, cambia le lenzuola, pulisce le hall, cucina, serve, ma i dati quello dicono, se voi non siete d'accordo basta che ragioniamo. Questo fa. Quando vai su al 5 stelle, al 5 stelle lusso, al 14 stelle col filtro, alla Caruso a Ravello, dove la stanza più brutta nel giorno più piovoso dell'anno costa 900 euro,
tutto quell'extra valore aggiunto cos'è? Va semplicemente al proprietario della terra su cui sorge l'hotel. I grandi hotel del grande lusso, di cui tanto si riempie la bocca Briatore, sono nient'altro che rendite di monopolio di posizioni storiche, tipo che so, il Gritti a Venezia o il De Ben al Lido o il Qui Sisana a Capri e via andando, no? E quel valore aggiunto extra, cioè il fatto che la stanza costa 1200 euro al giorno, lo prende il proprietario dell'albergo. Lo sguattero del Qui Sisana guadagna più o meno come lo sguattero del 3 stelle in centro a Napoli. La differenza è molto minore. La differenza è al più per alcune figure specializzate, il maître, il cuoco, in alcune strutture di lusso. Di turismo non si è mai arricchito nel senso di crescere, nessuno. Il turismo nel senso di paesi, il turismo permette redditi sostanziali a chi ha una posizione di monopolio particolare, redditi medi tranquilli però modesti e di non particolare dinamica, non c'è nessun dato in nessun angolo del mondo che lo mostri, al resto della popolazione che vi partecipa. E comunque in una regione come la Sardegna è abbastanza plateale che o decidete di spopolare le vostre città, perché mi dispiace, se sei in una città assurda come Venezia puoi anche fare nell'arco di mezzo secolo la scelta tragica che i veneziani hanno fatto, io disapprovo, di spopolare il centro storico dei veneziani, lasciare che venga distrutto e trasformato in uno schifo mondiale e lasciare che immigrino a due tipi di esseri umani, quelli che vogliono stare 24 ore a Venezia in un Airbnb e quelli che lavorano nel settore turistico. Ok? Però hai una città veramente speciale come Venezia, non credo tu possa fare lo stesso a Sassari o a Cagliari o a Alghero un pochino, centro, insomma, Nuoro, Olbia, eccetera. Quindi non so bene in che maniera 1.200.000 sardi possono arricchirsi del turismo se non decidono di abbandonare tutte le loro città e di andare a costruire dei lussuosi bed and breakfast, o meglio agriturismi, gite a cavallo, in barca, nelle coste, nelle colline, nelle montagne della Sardegna, specializzandosi in alta cucina e riescono a attirare quei milionari cinesi al resto del mondo. Ma è una prospettiva realistica, è una prospettiva sensata per il sardo medio? Non lo è. Quindi continuare a ossessionarsi su questa cosa del destino turistico vuol dire non riuscire a fare i conti con la realtà dell'isola, che di nuovo, se tu togli quello, la realtà dell'isola è uguale alle Marche o all'Abruzzo o quello che volete voi, sceglietevi la regione italiana, ha gli stessi problemi del resto d'Italia. Un'amministrazione pubblica non funziona, una politica che non è responsabile, una spesa pubblica che non viene controllata anche per la mancanza di federalismo fiscale, un sistema scolastico, non l'abbiamo discusso perché, che però per 1000 ragioni sembra non tenere il passo con la modernità, e una assoluta mancanza di flussi di investimento sia interni che esterni diretti a quelle che chiamiamo le tecnologie avanzate che permettono crescita. Ma se racconti questa storia a Venezia, a Verona, a Ferrara, a Ancona, vale anche lì, non vale mica solo a Sassari. Io su questo insisto. Non mi pare che vi sia, tolto l'aspetto culturale, nessuna specificità sarda. Se c'è qualcosa che voglio contribuire a questo dibattito è questo: smettetela di lamentarvi che c'è una specificità sarda. I guai, perlomeno i guai. No, avete anche degli enormi vantaggi. Sono arrivato stamattina da una Venezia piena di nebbia, e sto sudando e c'era 28, quindi i vantaggi ve li riconosco tutti. Okay. Per quanto riguarda i disastri, mi pare che siamo tutti davvero nella stessa barca, si chiama Italia, Stato italiano, storia italiana negli ultimi 40 anni, errori fatti, valgono qua come valgono Ancona. Continua l'autogestione? Sì, facciamo così adesso. Vai. Allora, su alcune cose sono assolutamente d'accordo. Bianca, scusa se ti volevo chiedere anche, esiste un turismo sostenibile? E cos'è? Allora, dunque, devo un attimo riorganizzare il ragionamento, devo cercare di fare un ragionamento logico. Allora, il turismo deve essere sostenibile per definizione. Allora, vediamo che cos'è.
il prodotto turistico, un prodotto non esiste, è un insieme di beni, di servizi, alcuni di questi scambiati nel mercato privato, alcuni di questi risorse naturali, se è un bene che si basa sulle risorse naturali o risorse create dall'uomo come l'arte, eccetera. Alcuni di questi sono servizi pubblici, quindi alcuni scambiati dal mercato e altri no. E questo è il problema del turismo, di cui stava parlando Venezia, e molte città d'arte che sono sovraffollate, anche gli stessi cittadini non riescono a vivere la propria città perché sono invasi dai turisti. Guardate cosa sta succedendo a Barcellona, ci sono movimenti contro il turismo. Firenze, Barcellona, Venezia non è più una città, è vero, non è più una città perché i residenti a Venezia non ci sono, si sono dovuti spostare. Quindi il turismo deve essere sostenibile per definizione, proprio perché utilizza delle risorse, alcune anche in competizione con i residenti. Ok? Quindi parlare di sostenibilità del turismo è implicito già nel concetto di prodotto turistico. Uno, si può vivere di turismo. Io non dico che si può vivere di turismo, quello che dico è che non siamo tutti uguali come regioni. Se alcune regioni hanno, diciamo, un clima pure amenities che permette di godere più nell'arco dell'anno o delle caratteristiche, chiamiamolo capitale naturale, che consente di sfruttare un po' di più questa risorsa, valorizzarla, sempre in un concetto di sostenibilità, badate bene, ma di valorizzarla. Perché non farlo? E perché non farlo di più? Questo dico io. È vero che il turismo fondamentalmente ha delle problematicità, quali? Occupa il mercato, il lavoro impiegato nel turismo è a basso capitale umano, bassa abilità, e fondamentalmente a basso valore aggiunto. Ma il punto è, soprattutto se parliamo per il turismo di massa, no? Fondamentalmente, però ci sono delle nicchie di turismo. Io non dico che si può vivere, però si può aumentare la percentuale del GDP prodotta dal turismo. Questo dico, può essere un'attività, diciamo, quale tipo di turismo? Il turismo che per esempio sfrutta quello che è il nostro capitale naturale. Stiamo parlando di turismo sportivo, di turismo anche congressuale di alto livello, però stiamo parlando, perché la nostra stagione permette veramente e attira, enogastronomico. È vero, non abbiamo io sono perfettamente d'accordo. Infatti quando parlo con i miei anche conterranei, dico guardate bene, ragazzi, identità sarda, c'è tanto fuori che è bello tanto quanto la Sardegna, non è tanto quello. Quindi il discorso, sono d'accordo su questo. Quello che dico semplicemente che si può fare meglio e si può pensare ad una cosa di nicchia e di qualità e che può produrre un più alto valore aggiunto. Tutto qua, questo dico. A livello di sistema politico il turismo viene sempre citato. Noi se andremo al governo punteremo sul turismo, eccetera eccetera. Volevo capire cosa ne pensi tu dal punto di vista politologico di questa quasi ossessione che sta diventando, secondo me. Ovviamente non ho le competenze come chi mi ha preceduto per sintetizzare da un punto di vista economico la valenza del turismo, però sono assolutamente d'accordo con loro sul fatto che di turismo tu non vivi. Certo è che un turismo che è di qualità, come diceva Bianca, ti può aiutare ad accrescere il tuo prodotto interno lordo. Non so di quanto, non so stimare di quanto. Posso sicuramente dire che è un po' uno slogan oggi per tutte le classi politiche che vanno al potere, parlare di turismo. Tutti hanno un'idea diversa di turismo che poi alla fine è sempre la stessa idea ed è sempre poco chiara. Quindi non ritengo che sia un'area di politica pubblica nella quale le varie amministrazioni regionali si siano particolarmente distinte per proporre qualche cosa di veramente innovativo in materia, almeno così mi sembra, ripeto, non sono un esperto, non sono un tecnico, ma così mi sembra di poter dire. Certo è che come dibattito politico la questione del turismo è sicuramente uno degli elementi che viene tirato fuori nel momento stesso in cui
si vedono quelle che sono le contraddizioni stesse della Sardegna, compreso i trasporti. Molto spesso si lega il tema dei trasporti quando invece è un tema assolutamente da tenere separato, che non c'entra nulla con il turismo, o almeno che c'entra poco ma non c'entra completamente, non sono le stesse cose, e molto spesso per esempio il turismo è come una chiave di volta per interpretare anche problemi a livello agricolo, problemi di trasporti, eccetera. Io ritengo che sia un tema da approfondire possibilmente da persone appunto competenti e che sappiano veramente fare il proprio mestiere, perché non sempre abbiamo avuto ultimamente per esempio degli assessori al turismo che abbiano brillato per scelte politiche di un certo rilievo, a mio modo di vedere. Però ripeto, non posso approfondire di più perché non è il mio campo. Grazie. Domande? Così chiudiamo in bellezza. Dai, approfittate di questa occasione per fare domande. Nessuno vuole fare domande? Eccolo. Rompiamo il ghiaccio. Grazie mille. Una domanda. Ma ricollegandomi al discorso dei fondi che effettivamente non ci vengono restituiti, diciamo, quei 400 milioni lei annui dovrebbero essere utilizzati. Ma con quei effettivamente 400 milioni annui che noi potremo avere, noi sapremo sfruttarli per il meglio? E questo è il punto, quei 400 milioni farebbero la differenza? Cioè noi sappiamo come gestire i fondi che noi dovremmo avere, anche con quei 400 milioni all'anno, che siano 400, 500, 700, non è che il problema sia a fondo, o meglio, potremmo avere anche 400 miliardi l'anno in più, ma semplicemente non sappiamo neanche dove stiamo andando, perché c'è un problema culturale, che sia in Sardegna, ma come in Italia, che noi non vogliamo minimamente accettare, al di là dei fondi che non ci dà lo Stato, perché lo Stato è cattivo e noi sardi siamo sempre messi da parte, perché abbiamo questo complesso di inferiorità che da sardo non ho mai compreso, ma effettivamente la domanda è questa: quei 400 milioni annui, o quelli che siano, farebbero veramente la differenza, o bisognerebbe puntare veramente su altro, come a una vera approfondimento e evoluzione, perché no culturale, dei cittadini sardi? Parlando dell'istruzione, mi permetto di rispondere così velocemente, ma parlando dell'istruzione, per esempio, nel bilancio regionale 2019 l'istruzione è 195 milioni. Guarda i problemi che abbiamo, magari ci servirebbe, quello no, cioè, i soldi servono sempre, devono essere utilizzati bene, questo è il punto. Meno male, le borse di studio universitarie, quelle regionali dell'ERSU, sono veramente tantissime, non ci possiamo assolutamente lamentare. No, ma io stavo discutendo delle problematiche che abbiamo visto, che è vero, sono tipiche dell'Italia, però è anche vero che il tasso di abbandono siamo gli ultimi in Sardegna e i penultimi, cioè tra le ultimissime posizioni come tasso di abbandono. È una cosa abbastanza impressionante quello come dato. È l'unico dato che a me onestamente mi ha impressionato, lo sai. Beh, Bianca, sei un economista, un insieme di cose, le performance del sistema di un sistema scolastico sono misurate da molte variabili. Certo, infatti. Saranno 25. Siccome il gruppo di regioni indietro è sempre lo stesso, perché obiettivamente c'è un pezzo d'Italia che è socio-economicamente meno avanti di quell'altro, su questo non c'è dubbio. Quindi sappiamo benissimo, specialmente sulle performance scolastiche, che c'è un taglio a metà che avviene da qualche parte nel Lazio, no? Tra lì davvero sud-nord, il centro quasi non c'è. Che la Sardegna sia poi fra queste 10 che rimangono ultima in una misura, ma non ultima in un'altra, in quella ma vabbè, ma ci sta, ci pensi, tu tira la monetina. La Sardegna è una regione, a mio avviso, del tutto normale, quella metà del paese Italia che è meno sviluppato del resto, e le domande da farci sono di due tipi. Uno, perché il sistema Italia complessivamente sono oramai 30 anni che è diventato stagnante. Certo, la grande maggioranza delle persone se ne è resa conto, e questa è un'altra cosa importante, se ne è resa conto 10 anni fa, con la crisi del 2008. Alcuni avevano cominciato a prestare un po' prima perché avevano avuto l'effetto su loro stessi prima, ma fino al 92 non se ne era reso conto nessuno, giusto?
Però chi faceva questo lavoro di analisi l'aveva visto prima, quindi che fosse chiaro che il sistema si era arrestato già a metà anni 80 è chiaro. Quindi questo è il primo problema di cui forse gli italiani potrebbero cominciare a ragionare, e ritorniamo a fare la litania di prima, non la faccio. La seconda è questa della convergenza. Questo ci vorrebbe un altro dibattito. Chi è interessato lo invito a ascoltare quando verrà messo in rete, forse c'è già in rete, non mi ricordo se l'ha già messo, Nicola Rossi, Tommaso Monacelli, il sottoscritto e Thomas Manfredi, in cui discutevamo di una cosa. Lasciatemi buttare lì un'ipotesi che in realtà succede anche già con la Sardegna e altre regioni, e cioè non è ovvio, ed forse ha a che fare col tuo ragionamento turistico, non è ovvio che per come è andato cambiando il mondo, per la globalizzazione, per come ci si può muovere attraverso il mondo e nel mondo in aereo eccetera, a un basso costo e velocità impossibile nel passato, e per come è fatto oggi il progresso tecnologico, la produzione, sia il caso di stare lì a volere che la Sardegna, la Sicilia, il Kansas, l'interno del Missouri e il Nebraska convergano rispettivamente alla California e Milano, perché probabilmente non è neanche fisicamente possibile, e non c'è politica, non c'è trasferimento che lo possa fare. E questo si vede nel fatto che ragazzi e ragazze più ambiziosi, siano essi sardi, siano essi pugliesi, siano essi di Kansas City o di Omaha, Nebraska, prendono il loro avioncino e se ne vanno, chi a Chicago, chi a Milano, chi a Londra, chi a Varsavia, e poi ti chiamano e dice: sai cosa? Faccio 240.000 e me la godo di gusto, no? E quindi c'è la Mary che è diventata programmer alla Silicon Valley, c'è John che fa il biologist a St. Louis, c'è Gavino che fa il financial analyst a Milano, a Londra, c'è Susanna che fa la marketing manager a Varsavia, e sono uno da Nuoro. Cioè, io la vedo anche così. I problemi andrebbero impostati anche da questo punto di vista. L'insistenza continua sul fatto che vi sia una magica politica statale che risolve e rende tutti omogenei. Vi sia un limite culturale nostro, che ho avuto anch'io per lungo tempo, su cui mi sono messo a riflettere solo negli ultimi anni, che forse occorre togliersi. Tu stessa hai menzionato, c'è questo bel libro, la ragione per cui Nicola Rossi era questo dibattito era perché ha scritto l'introduzione, introduzione, prefazione, un bel libro di due studiosi della Banca d'Italia che hanno esaminato, invito tutti a leggerlo, anche se non mi ricordo come al solito il titolo, ma se lo trovo, io sono tremendo, con nomi e titoli, del tipo non ha funzionato niente, in cui con grande pazienza si sono guardati tutte le varie politiche che nelle varie regioni del sud avrebbero dovuto produrre convergenza, la famosa convergenza, e hanno detto non ne ha funzionato mezza. E la conclusione a cui arrivano è: forse non è nelle carte, perché non è vero che i divari sono aumentati. Prima qualcuno l'aveva detto, io ho avuto subito una reazione, poi me la sono tenuta. I divari sono sempre gli stessi, quello che è successo è che non si sono ridotti. E quindi, per chiudere, a me pare che un contributo forte alla discussione locale sarda su questo sia da un lato un riconoscimento di quello che Bianca è andata insistendo, non tanto di una supposta conflittualità fra popolo sardo e Stato italiano, ma forse di un bisogno di conflittualità fra classe politica sarda e popolo sardo, fra elettori ed eletti, nella misura in cui valgono le cose che avete detto, che ha a che fare con il recupero di un controllo nostro sulla politica. E dall'altra invece un riconoscimento che la Sardegna in Italia. E parte delle difficoltà che il paese chiamato Italia ha è che i sardi possono contribuire tanto quanto i pugliesi o i friulani a questo dibattito, riconoscendo che le storture sono comuni. Io davvero più ci penso, più non vedo dove ci sia una specificità, non la vedo, però magari questo è un limite mio. C'è un'altra domanda?
Buonasera a tutti, vorrei chiedere come mai se l'esportazione dei prodotti petroliferi è l'83% dell'economia sarda e non l'industria lattiero-casearia, come magari noi tutti pensiamo, come mai il reddito pro capite in Sardegna è sempre molto basso, se non povero? Grazie. Uguale a quello italiano. Se lei prende il rapporto è lo stesso. Guardi, c'è un unico, vuole sapere qual è l'unico miracolo economico italiano vero? Ce ne sono due, dal punto di vista regionale, se lei guarda i dati, perlomeno nel post seconda guerra mondiale, c'è una storia della Repubblica, obiettivamente è il Veneto, specialmente il Veneto lo è, e il Trentino Alto Adige. Se lei guarda i redditi pre seconda guerra mondiale di quelle regioni, infatti notoriamente c'è stata una forte immigrazione anche nel Friuli, e quelle regioni non hanno ancora raggiunto i livelli di reddito, beh, col Bolzano sì, no? Che so della metropoli milanese, però hanno recuperato moltissimo, alcune zone, alcune province sono molto vicine. Tutto il resto è più o meno lì. Posso dire anche un'altra cosa? Una delle cose che dico quando faccio vedere i dati medi agli studenti, una delle prime cose che dico è questa, perché quello è un reddito medio. Quindi cosa ti dice la media? Che se tu hai la testa in un freezer e i piedi in acqua calda, sei a temperatura ambiente, ok? Quindi questo è il punto. Anche, no? Un'altra domanda, poi andiamo verso la conclusione. Buonasera. Prima il dottor Palla ha citato un dato che mi ha fatto pensare a questa domanda. Il 65% del nostro bilancio viene speso in sanità. Per qualche giorno fa ho visto che nelle tendenze di medio e lungo periodo pubblicate dalla Ragioneria dello Stato, l'indice di dipendenza degli anziani in Sardegna passerà dal 35 al 120% entro 50 anni. La domanda è, con quest'indice in arrivo nel giro di un lasso di tempo relativamente breve, perché sono ormai meno di mezzo secolo, la Sardegna ha qualche speranza di non diventare un'isola deserta nel giro del... è un'iperbole, ma per intenderci, con una spesa sanitaria già così alta, con un indice relativamente basso a quello che sarà fra 50 anni, come faremo ad affrontare queste spese in queste condizioni? E questa domanda è di riflesso collegata alla questione dell'autonomia e dell'indipendenza, perché con questa situazione come si fa? Ovviamente il tipo di prospettiva demografica l'hai dipinto tu. Quello che manca è una seria politica veramente di gestione di queste dinamiche. E non è una seria politica di gestione di queste dinamiche solo relativamente al fatto che non siamo riusciti ad immaginare che effettivamente abbiamo delle difficoltà di programmazione, e anche il fatto, e non lo possiamo in un certo qual modo risolvere dall'oggi al domani, che siamo anche la regione che fa meno figli, e quindi in prospettiva 1, quant'è? Siamo sulla media. Come la... più o meno. Credo che siete anche voi come il resto. Vabbè, più o meno, insomma. Come 36, una roba del genere. Credevo che la Sardegna fosse come indice uno dei più bassi in Italia. Comunque siamo lì, ecco. Certo, evidentemente con una popolazione che va ad aumentare nella sua età, si pongono anche da questo punto di vista nuovi bisogni e nuove politiche. Per quello che io dicevo, se il 65% del bilancio della regione Sardegna, ma che poi è il bilancio di ogni altra regione, tu prendi qualsiasi altra regione italiana e buona parte, la maggior parte del bilancio è assorbita dalla sanità. Evidentemente c'è la necessità di portare avanti delle politiche di un certo tipo che però ancora tardano a venire fuori. Io dico, se la Sardegna da sola si paga la sanità senza avere un euro di contributo dallo Stato, ha la possibilità di programmare effettivamente il proprio ambito sanitario, e non lo fa
perché in un certo qual modo si rimette a quelle che sono le decisioni prese anche per esempio per i livelli essenziali di assistenza alle decisioni di Roma. E per esempio Roma ti dice che tu un certo tipo di reparto lo puoi aprire più o meno in un certo punto quando non tiene presente, ma questo non è naturalmente solo un caso sardo, si può estendere anche ad altre regioni evidentemente, però siccome la Sardegna da sola si paga la sanità, io penso che abbia anche il diritto di poter scegliere quale tipo di strumento sanitario e quale tipo di programmazione sanitaria trova più congeniale. Io penso così, e questo però ancora non solo non lo fa, ma anche qui mi sembra che le idee siano confuse, anzi forse anche peggio del turismo. Aggiungere qualcosa? Passiamo a un'altra domanda? No. Grazie. No, io più che una domanda volevo ringraziare il signor Bolverini perché finalmente mi trovo nella condizione di non essere l'unico indipendentista che la pensa così. Ovvero, la condizione sarda è abbastanza simile a quella del resto d'Italia. Se uno si gira l'Italia, questi risultati più o meno li vede. Poi chiaramente ci sono situazioni a macchia di leopardo, soprattutto nel nord, dove l'evidenza economica sono nettamente superiori. Quello che però volevo, tra virgolette, contestare è che si rischia spesso in questi confronti di fare una leggera confusione tra l'autonomismo e l'indipendentismo e tra l'autonomismo rivendicativo e l'indipendentismo pragmatico. È una cosa su cui io ormai mi ci scontro da una quindicina d'anni, con Carlo più volte abbiamo avuto occasione di parlare di questo. È evidente che le situazioni non sono esattamente così, mi passi il termine, non è quello corretto, semplicistico. Ora, chi fa e ha tendenza indipendentista e la pensa in una maniera indipendentista non si fa i conti con le condizioni attuali, non può, non tornano i conti economici. Poi ci sta tutto il discorso culturale, storico, rivendicativo di una nazione, eccetera, eccetera. Però dal punto di vista economico la cosa non tiene. Quindi per poter tenere una condizione bisogna cominciare a ragionare un po' come hanno ragionato i catalani e soprattutto come stanno ragionando gli scozzesi, cioè cercando di migliorare le condizioni economiche in questa condizione, cercando anche delle soluzioni con lo Stato e non contro lo Stato. In una condizione di questo tipo noi non possiamo continuare a mantenere un'economia di questo tipo mantenendo lo status fiscale che abbiamo, perché le condizioni non ce lo consentono. Noi abbiamo una fiscalità che non consente di incamerare capitale, quindi le nostre aziende non hanno la possibilità di crescere da un punto di vista economico con questa fiscalità. Dovremmo avere, o meglio, sarebbe interessante per noi avere una fiscalità migliore per poter crescere, altrimenti continuare, sì, sicuramente più basso con condizioni... La più bassa, cioè tra le più basse d'Italia l'IRAP che pagano le aziende in Sardegna. Ma quanto fa? 2,9. Risolviamo il problema con quello? Però non ho ben capito dove stia andando lei. Io sto cercando di chiedere a lei se una fiscalità differenziata rispetto al resto d'Italia consentirebbe al PIL sardo di crescere in maniera tale che noi poi possiamo... Basta che gli sardi si paghino con la loro fiscalità tutti i servizi pubblici che vogliono. Perfetto. Sì, ma guardi che il punto è che la regione Sardegna ha il residuo fiscale, come lo chiamano, maggiore di tutto il paese, per quello prima insistevo, sono 3 miliardi tutti gli anni che arrivano dalle altre 19 regioni, anzi poi non arrivano le altre 19 regioni, arrivano le solite 4, anzi le solite 3 e mezza. Gli amici catalani si incazzavano, mi ricordo, lavoravo in Spagna perché la Catalogna al tempo, con i conti che facevamo, regalava al resto del paese qualcosa nell'ordine del 3%, 3,5% del PIL. Lei sa quanto regala la Lombardia? No, certo non lo so. L'11. Al resto d'Italia, agli altri 19. Siccome il Veneto regala circa il 6, l'Emilia Romagna più o meno lo stesso, poi il resto sono bruscolini. È tutto lì. Quindi il ragionamento, vede, come al solito è la somma che fa il totale. Allora, come li recuperi allora il disavanzo? non lo so, è un problema dei sardi, nello specifico dei siciliani, dei veneti, dei friulani, dei marchigiani. Forse bisognerebbe anche su questi ragionamenti, la butto lì, ci avevamo pensato con Aldo 28 anni fa, riprovo a buttarla. Il fatto che in Italia esistano queste regioni con queste identità più o meno definite, alcune molto definite, altre meno, però abbastanza oramai definite, anche perché
ormai sono 70 anni che le manteniamo e anche se quell'identità forte non c'era poi, no? È nata, si è andata elaborando. Questo non implica che siano queste regioni definite ottimamente per essere entità anche solo di autogoverno fiscale di certi servizi. È plateale che non lo sono quando uno ci pensa. Sono troppo eterogenei e ce ne sono troppe sotto la soglia minima. Pensi all'Umbria, adesso se c'è qualcuno che ci ascolta dell'Umbria mi insulteranno, però l'Umbria è chiaramente una regione che all'interno del sistema di federalismo fiscale non è viable. E nemmeno lo è l'Abruzzo, nemmeno lo è il Molise, ma non lo sono neanche le Marche. E infatti non lo è, non lo sarebbero neanche le province di Trento e Bolzano se non esistesse questa cosa strana per cui attorno c'è uno Stato che in realtà gli fa tutto e gli ha detto vabbè arrangiatevi come qua. Quindi se vogliamo ragionare sugli incentivi che una fiscalità diversa potrebbe dare, da un lato a una miglior gestione locale delle risorse, e che no, sulla cosa su cui siamo totalmente d'accordo, e dall'altro a quello che lei ha menzionato, e cioè creare occasioni di sviluppo, occorre anche pensare a unità territoriali su cui definire questa rinnovata forma di autonomia fiscale, federalismo, chiamatelo come volete, probabilmente diverse da quelle che sono, anche se è vero che nei casi delle due grandi isole, cioè Sicilia e Sardegna, è difficile pensare che facciamo un'amministrazione congiunta di alcuni servizi fra, che so, la Sardegna e il Lazio. Sì, sarebbe... Però su alcune cose devo dire non sarebbe del tutto impossibile. Per esempio, mi dispiace, sul caso se dovessimo mantenere un sistema universitario, se uno dovesse pensare, facciamo i piccoli Stati Uniti d'Italia, ok? Ridisegno i 60 milioni di italiani in 10, mi permetta, regioni di dimensione media, appunto 6 milioni di persone che oscillano fra i 10 milioni della Lombardia e ce ne sarà qualcuna da 4 milioni, ok? E queste si gestiscono totalmente il sistema universitario nella stessa maniera che gli stati degli Stati Uniti si gestiscono il loro. Voi sapete che l'università pubblica, forse non lo sapete, ma l'università pubblica negli Stati Uniti c'è, non solo c'è, è enorme, perché l'80% dei ragazzini americani vanno in università pubblica, non vanno nelle famose università private di cui tutti parlano, compresa la mia, ma vanno invece in università pubbliche, alcune quali molto famose, Berkeley, UCLA, University of Michigan, Texas Austin, eccetera, eccetera. Ognuna di queste però è disegnata specificatamente dallo Stato. Texas ha la sua, la California ha la sua. Io non troverei niente di strano, vista la possibilità di trasporti aerei rapidissimi tra Cagliari, tutte le città della Sardegna e Roma, pensare a un sistema universitario gestito finanziariamente in comune fra Lazio e la Sardegna. Però per riuscire a fare queste cose occorre riuscire ad andare al di là di queste forme storiche di provincialismo improprio che ci attanagliano, capisce? Cioè riuscire a pensare al di là delle regioni storiche come definite dalle nostre lingue locali. Se non facciamo questo non lo facciamo, ed è inutile pensare che il Molise si gestisca l'università da sola, anche perché chi è che è andato al posto che sta il Molise, che è un cialtrone, è una roba che è venuta fuori ultimamente ma adesso non la ricordo. Sì. Se non ci sono altre domande andiamo verso la conclusione e lo facciamo così, facendovi vedere insomma questa pagina che cita il nostro movimento. Dico nostro, Michele, concedimelo. E niente, chiedo a Michele di illustrare brevemente il perché è nato questo. No, dire chi siamo, chi siete, chi siamo. No, ma lui vuole fare propaganda sta roba facendo finta che sia una cosa seria. Allora, siccome non è una cosa seria, io vi confermo in diretta che non è una cosa seria. Allora, abbiamo creato questa piccola associazione che è parte di una fondazione che era quella di Noise from America, ma fondamentalmente nata perché ci siamo incazzati 1 anno e mezzo fa, fondamentalmente perché non ne potevamo più, un gruppo di amici economisti, quasi tutti all'inizio, adesso ci sono anche 3 persone, cioè non strettamente economisti, che in radio e televisione, in particolare in televisione, raccontavano balle a go-go sulle questioni economiche, ma delle balle così spudorate, così insopportabili, che era un po' difficile digerire. Nello specifico noi siamo estremamente grati alla signora Milena Gabanelli, la quale
volendo fare il grillo parlante di quello che non sa, si affida e dovendo sollevare scandali ogni settimana, anche quando non ci sono, si affida purtroppo, come dire, a dei consulenti di dubbia qualità ma di ovvie affinità ideologiche con lei. Nel caso specifico ci offrì l'opportunità, diffondendo delle strane teorie sulle possibili eliminazioni dei rischi finanziari attraverso azioni magiche di Maga Magò, altrimenti nota come Mario Draghi, ed altre meravigliose cose. Ed erano così delle panzane che un gruppo, la reazione divenne spontanea, si creò addirittura un piccolo gruppo su Facebook di economisti preoccupati, perché dicevano: Madonna, non si può andare in giro col maggior quotidiano, era sul Corriere della Sera, il maggior quotidiano italiano che diffonde queste bugie e poi si nega di pubblicare una lettera di smentita. Finalmente in qualche maniera in Banca Centrale Europea si resero conto di quello che era stato detto e l'italiano membro del direttorio scrisse una lettera che il Corriere quella volta pubblicò mentre non aveva pubblicato la nostra. Non importa, l'Italia è fatta così male. Sul seguito di questo io avevo un canale YouTube, cominciavo a mettere dei video YouTube che provavano un po' a smascherare queste bugie. A un certo punto un gruppetto di 4 si agglutinò come più frequente, andavamo molto d'accordo, Gianluca Codagnone, Thomas Manfredi, Costantino De Blasi e sottoscritto, e siccome capitava per caso che chiacchieravamo il mercoledì e ci mettevamo in video per chiacchierare e discutere e poi lo registravamo, sono delle robe brutali, con la gente che protesta, l'audio fa schifo, dura un'ora e mezza perché noi discutiamo fino a che non siamo contenti che abbiamo capito le cose, poi delle volte succede di sera, quindi c'è quello che beve la birra, quello che fuma, non è per minori, nessuno si spoglia. Ogni tanto parte qualche cosa, no? Qualche frase non politicamente corretta, io vi avviso, e noi li mettiamo lì. È successo che sta roba ha avuto seguito, che la gente, evidentemente c'è un po' di Italia che è stanca di balle ed è disposta anche a sorbirsi un'ora e mezza di chiacchieroni fumatori pur magari di capire come sta funzionando. Devo dire che ne abbiamo imbroccate un po' di brutte, abbiamo scritto il DEF vero prima che loro lo ammettessero, abbiamo scritto anche quello di quest'anno vero prima che, infatti lo stiamo scrivendo adesso, vedrete che avremo ragione noi, fra 3 mesi diranno che i numeri messi su noi sono e su Liberi Oltre sono quelli giusti. Niente, abbiamo fatto l'associazione, poi a un certo punto ci siamo detti facciamo una cosa pubblica, è venuta una valanga di persone, e ho detto ne facciamo un'altra, è venuta ancora di più un'altra valanga e insomma proviamo ad andare avanti. Gianni e tante altre persone come Gianni in altri posti hanno detto vi diamo una mano, e se volete dare una mano, volete donare un po' qualche soldino, andate, cercate su Open Collect, questo è il nostro sito, e donate, ma io non sono bravo a vendere, lascio fare a mano, mi vergogno. No, semplicemente dal nostro sito su Open Collect vi trovate il link sia nella presentazione che sarà resa pubblica. Comunque è un tentativo di fare informazione dal basso, nel senso di c'è la possibilità organizzata fra privati. C'è la possibilità di donare sia con donazione totalmente libera che anche una donazione mensile, e ovviamente queste risorse sono indispensabili anche per creare eventi come questo, non solo qui ma in tutta Italia, o per ripeterne anche di altri qua in Sardegna. Quindi diciamo che se non avete nient'altro da aggiungere il dibattito finisce qua. Grazie mille a tutti i presenti, grazie mille a chi ci ha seguito, grazie mille a voi per aver accettato questo invito. Ovviamente Bianca e Carlo siete benvenuti in qualsiasi momento a Liberi per confrontarci. Non ci siamo, anzi loro ci sono. Io invece adesso faccio una cosa, ringraziamo anche Gianni, oltre a Bianca e Carlo, perché vabbè, noi siamo venuti a dibattere, ma lui ci ha messo del suo, non è il suo lavoro, decisamente, è il primo che fai. Bene, grazie, congratulazioni, perché ci ha messo di suo in tutti i sensi. Grazie, buonasera a tutti, alla prossima.